nice and sheltered with mama's pretty stories, and you're all made up fury. And mama gave me a magic clicker. Well, yes, I think it's true and fair to say. Come on in and listen, lost words, you give me a sin. All the fire you're bearing, the eye of the darkness, your light. So you were drawn to stories early on. My dreams would light up my imagination, and you had nightmares night and day. Yeah, but with the clicker, I chased those frights away. So here is the blue of hope to remember. Visions they come. The light. Show you the road of darkness, lost in a never-ending night, driving deep to the face. Stories of crime and chilling thrillers, of hard-boiled killers became bestsellers. It was all too much silence. Like something keeps on the but there is more to it than meets the eye. I never meant to into my life that way. You just say you like a shade in light. Dark shades can never save the day. But finding the night, torch and a light with a gift of the curse. Reality made of a dream. Road of darkness, running into the surface. Chris, hanno altri 5 minuti di sigla, vai tranquillo, più che altro se riesci ad entrare su Twitch e vedi e senti, questa è la cosa importante, se no vedo come risolvere. He could write a new story like Tom's And before and maybe they'll be once again. Just one shot, one more chance for him to say their marriage away from the city, a romantic and getaway.
Still he's the torchbearer and could be much clearer. The world needs a Christian too. Buonasera Christian, dimmi che mi vedi, che non mi vedi ma mi senti, ma che vedi il segnale video. La sento bene anche audiomusica, but lo screen è nero. Ok, questo è il problema. Provo a fare un giochetto, aspetta 10 secondi, chiudi completamente la live e riaprila. Riusciremo a fare la live, ce la faremo. Dai che Christian adesso mi dà la buona notizia, io ne sono certo, ne sono sicuro. Such a dark place, am I trapped in here? Is this real? I cannot Remember, there was a man who could the kid. A vicious circle I must not surrender to. Anche se la live si blocca, noi vediamo di sbloccarla, perché dobbiamo continuare alla wake, se no non sappiamo come va a finire. Show me the Christian of life. Allora, al e anche ora. Allora, Cri, ci sei? Io non riesco davvero a ma se è Gianmarco che è arrivato esattamente adesso, minchia. Allora. Cri, ci sei? Il signor Christian è desiderato alla cassa 4. Ripeto, Christian alla cassa 4. Glinglong. Va bene. Chiudi un attimo, sto cercando di risolvere un attimo qua. No, con il piede, con la mano. Non la sento e non la vedo. Figurati, è scomparsa queste cose. Benissimo, molto bene. Allora, aspetta, facciamo così. Aspetta, aspetta. Mo si vede. Mo si vede. Christian, mo dovresti sia vedermi che sentirmi. Ma aspetta, mo ti scrivo in live.
Ok, forse è la questione dei B-frame. Salve, signor Chester. Secondo te la live sta andando o non sta andando? No. Ma come hai fatto ad Se me indovinare? lo chiedi, vuol dire di no. Allora, mo dovrebbe andare. Christian già c'è. Noi abbiamo iniziato adesso, Gianmarco, proprio tempismo perfetto. Oggi buona giornata, quindi. Oggi buona giornata su molti fattori. Molti fattori. Molti fattori, sì, sì, sì. A noi piace quando hai molti fattori. Molti fattori e mercoledì vado da Andrea. Ah, così? Sì, Va ho bene. tirato il cavo on the floor direttamente. Va bene. Parlato francese? Sì. Ok, Sì. ok. Allora, mo dovrebbe solo rientrare Christian, però con la cosa che ho mosso, qui mo almeno si vede. Mo già che è una cosa buona. Quindi è la questione dei B-frame. Ok, allora, vediamo un attimo. No, perché buono. Ok, Cri, forse ho trovato una soluzione. Mi si vede anche a me nell'anteprima qua di Twitch. Appena ti leggo in chat, partiamo. Voglio capire solo Air Christian, Cristiano. che ma adesso per vedersi qua si deve vedere pure a lui in automatico. Quindi è una questione dei B-frame, ok. Sì, 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 allora ma adesso va. Devo... Allora... Ok, come torna Christian? Iniziamo. Ah. Prima mi ha contattato, Mi ha contattato oggi 2 volte mandandomi meme e video sui napoletani. Sì. Guarda Francesco, tu non hai vissuto a Napoli, non vivi a Napoli, non sai certe cose. Vieni qua 2 settimane e vivi. No, No. no, Che novità. no, Che novità, mi verrebbe da dire. no. Va bene, Francesco. Mi sa che Christian è entrato perché si è mosso il contator. Christian, dacci la lieta novella. La chat qua si aggiorna. Sì, io ho cambiato il programma di chat, quindi ora vediamo un attimino questo come va. Non vorrei che Christian sta facendo un casino pensando che è un problema dovuto da lui.
Io ho contattato anche il supporto prima, gli ho mandato il file log e tutte le informazioni segnalando l'errore allo staff di merito. Mi hanno pure risposto. Calit? Stanno esaminando giustamente la cosa, che hanno capito cos'è che fa scattare questa situazione dove sta qua. il problema, sì. Però sta cosa che già disattivando i B-frame, ma comunque gli mando il messaggio dopo, si è sbloccata pure l'anteprima qua. Infatti però si è fatto mandare le immagini dei vari menu di impostazione per vedere come ci avevo settato il tutto. Allora. No, che fare l'annuncio? Non fare niente, postpone. Fai entrare a Christian. Postpone. Bello è che è apparso Christian E poi e mi ha detto che non si vedeva, gli ho detto di riavviare e non sta tornando. poi è disapparso. Sì, e Allora, già non trovavamo la week, ma non troviamo anche Christian, siamo a posto. Siamo a tutto posto. a posto. Christian, tutto bene? Arriva. Eccolo qua, ok, ci sono. C'è? Ok, Christian, dimmi Ciao, che si Christian. vede, dimmi che ci senti, dimmi che va tutto bene, forse ho trovato una mezza soluzione. No, l'avevo pensato perché ti ho detto di riavviare e poi non tornare, ho detto vediamo è successo qualcosa, vedo e sento bene. Allora Christian, Christian, se vedi e senti bene, che cosa deve succedere adesso? deve esplodere un edificio. No, 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 troppo? no, no, è troppo. Succede un'altra cosa adesso. Banniamo quello. No, e non c'è, quando viene lo banniamo. Vabbè. Ah no, gli devo un non ban dopo ieri beh, sera. beh. Allora, a questo punto faccio anche una prova perché risolvendo il problema posso alzare di nuovo il bitrate. Così si dovrebbe un attimino vedere e gestire il tutto al meglio. Ok, Cri, cosa manca? Non abbiamo fatto ancora una... Mica sei caduto di nuovo? Cri, non mi dire che risolvo i problemi qui e vengono i problemi a te. Minchia, sti giorni siamo sfigati in un modo assurdo. Il ritorno è stato un po' unlucky, diciamo così. Vabbè, con calma, tanto siamo in orario, Ma siamo partiti benissimamente, quindi non c'è nessun tipo di problema. No, povero Cri, secondo me starà bestemmiando in aramaico antico. Non so, ma ha detto ha avuto dei problemi pure lui. Aspettiamo con calma e tranquillità. No, 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 Christian, hai sbagliato. Christian, cosa manca? Abbiamo avviato la live, finalmente si vede, il gioco c'è, manca una cosa, Christian. Una cosa fondamentale. Christian, manca una cosa fondamentale di primaria importanza. La sigla, esattamente. I name the stars over your cauldron and all that lies beneath your waves. Throwing my voice into your shadow.
Oh, perché è scomparso il gioco? Ma perché non riusciamo a fare una cosa senza che ci sia il minimo problema? Però adesso ci siamo. Allora, la sigla l'abbiamo fatta, la live si vede ancora, sì. A noi ci senti? Christian, noi siamo rimasti qui l'altra volta. Noi abbiamo sconfitto il signor Graffio, grandissimo pezzo di merda. Grandissimo scarabeo stercorario. This for you and our lovely saga. You take care of things on this side. Don't screw it up, Tom. I'd seen it all play out. Like a horror movie I'd been forced to watch. The Dark Presence held all the cards now. Loro sono andati, sono entrati completamente nel lago. Occupati tu delle cose da questo lato, Tom. E Saga non c'è. Allora, iniziamo a vedere un attimino. Ah, Cri, prima che inizio, hai qualche domanda, qualcosa che vuoi dire prima che vado avanti? Che mo succederanno cose una dietro l'altra. Intenso. Ok. Allora, vediamo un po' che voi possiate essere maledetti. Welcome back, Wake. Tua You're sorella. awake now, right? With the shadow out of you? Some good news, at least. Bad news is, I haven't seen a situation this fucked since the AWE in Eagle River. The shadow's now in Alex, and Anderson is gone. We need to figure out how to salvage this. I'll do anything it takes to fix this, Agent Estevez. I'm the reason this is all happening. It's never that simple. But I should have put you in a box and shipped you off to a containment facility the second I laid eyes on you. The only question now is, are you able to fix this? I can try. Not the most encouraging answer, but we'll make it work. Quindi possiamo dire solo in questo momento, finalmente, dopo tanti anni, che Alan è riuscito a uscire completamente dalla zona oscura, però mo ci sono un bel po' di problemi. What's the situation? I've never seen an entity break a bureau containment unit like that. And now the Dark Presence is occupying Agent Casey? C'è un problema. When it attacked him in the woods, it must have been preparing for this. And now he has the clicker. Scratch. The Dark Presence inside Casey. It threw Saga into the lake. If she ends up in the dark place, she could be there forever. It took me 13 years to get out. Zane appunto. never did. Tor and Odin went in after her, right? Maybe they'll get her out. With the power of rock and roll. I saw them when I was trapped there. They performed in my musical. I'm immediately less optimistic about this. Scratch will go to Bright Falls and use the clicker to bring about the horrific ending he wrote for Return. But I can still fix this. How? Scratch must have the manuscript. If I can read the ending, I can rewrite it. I need to go after him. Well, you won't get very far without these. This plan is a real Hail Mary, Wake. I wish I could help, but this is all on you. I got you every kind of weapon we have available. Don't fuck it up. Allora, la situazione, parliamoci chiaro, è un I needed a attimino car. grave, The FBI vehicle would molto be at the grave, parking lot. perché noi di base è vero che siamo riusciti a sconfiggere momentaneamente il carissimo signor Graffio, ma il punto è che la presenza oscura, impadronendosi di Casey e avendo il clicker in mano, il suo piano sta andando avanti. Saga fottuta. Al momento sappiamo che è entrata nel luogo buio, ma non abbiamo indicazioni. Gli Hogguards sono andati a cercarla, però se Casey e quindi la presenza oscura attivano il clicker, è finita. Come dicono in Danimarca, saranno cazzi.
Allora, a questo punto noi dobbiamo vedere solo di tornare indietro. Cioè abbiamo qualcosa? Assolutamente niente. Noi per tornarcene indietro... penso sì, da lì sotto lei dobbiamo fare lo giro. Mi sembra che debba passare qui sotto qua. Bravissimo Alan. I was awake again, clear-headed for the first time in what felt like a lifetime. I was back exactly where I left. A dark forest outside Bright Falls. A gun in one hand, a flashlight in the other. Haunted by my own writing. Alice taken from me. I knew what I had to do. Stop the horror story from coming true. Stop the dark presence. Effettivamente sì. Allora. Andiamo adesso, torniamo in città e vediamo un attimino come risolvere questa situazione. È riuscito Alan attraverso tutto quello che ha fatto a trovare un modo per uscire da lì. Quindi se riesce a mettere mano al manoscritto e cambiare il finale di ciò che ha scritto la presenza oscura... Allora ragazzi. Ehi. Allora, non mi ricordavo che già attaccassero, va bene. Allora, questo è buono. Questo è tanto buono. Ok, comunque abbiamo anche la pistola, quindi andiamo un pochettino prima di revolverino. Sento dei brutti rumori. Salve. Ragazzi, abbiamo sconfitto Graffio, quindi... Ehi. No, lasciatemi stare. No, nuovi boss in arrivo, sì. Allora, risparmiamo colpi per quanto possibile. Suka. Alan, corri alla macchina, Alan, corri alla macchina. Vai Alan, non sveglio. Ma io voglio rivedere il buon vecchio Dylan. Lui ha dei segreti in serbo per noi. Chi lo sa? Chi lo sa, caro Christian? Magari il gioco finisce tra 5 minuti, magari tra 10, magari non ce la facciamo in questa live. E chi lo sa? Gianma, tu lo sai? Assolutamente no, io non Lo sa so neanche nulla. Gianmarco. Non so nulla. Ehi, ragazzi, allora. No, Alano sveglio. Dai, l'avevo schivato però. Dai, che sei un farabrutto. Non mi sono bloccato. Allora, facciamo così. Merda, l'ho lisciato proprio quello. Aspetti, lei è grosso. Aspetti che lei è grosso. Suka. Non puoi entrare nella luce, non puoi entrare. Salve. Oh no, si è tolta la luce, giustamente. Vai, Alano, sveglio. Non vorrei mi arriva un colpo da dietro. Facciamo la fine dei cannulicchi. Chi ha fatto una fine? È una brutta fine, Gianma. Ok. Ce ne sono ancora. No, ragazzi.
L'ho visto all'ultimo secondo, porca la pazza. Allora, vabbè. Ragazzi, è una giornata di festa, è una giornata buona, dobbiamo festeggiare. Non rompete i coglioni, mi devo incazzare e devo fare il cattivo. Facciamo il cattivo. Allora, facciamo così. Io di base, se riuscissi a fare così, mi evito completamente il fight. Se faccio presto. Blocca qua. Ecco qua. Ok, vai Alan. Sì, venitemi contro. Sì. A posto. Abbiamo risolto il problema. Almeno. When I was pulled back here, crossing over weakened it, made it dormant. I couldn't remember what had happened, but I could feel it, getting stronger, waking up. I thought it was hunting me, closing in. It was inside me the whole time, and then it took Allora, over. vediamo se è apparso qualcosa qua Turned me into dentro. scratch. Quindi di base questo dovrebbe essere il momento in cui, ma non ricordo bene la schermata finale nel DLC di Control relativa ad Alan Wake. Dovrei fare un confronto con le schermate, ma dovrebbe essere questo il momento in cui appare per Jesse l'avviso a schermo che sta succedendo qualcosa. Però una domanda, solo perché non ricordo. Graffio è morto oppure no? Allora, il trucco di Graffio è stata una mossa molto intelligente. Ha dato modo ad Alan di uscire dalla presenza oscura, così come abbiamo visto durante il gioco, ma in realtà all'interno c'era Graffio. Allo stato attuale siamo riusciti a liberare Alan da Graffio, quindi al momento non c'è più. Morto, diciamo, per quello che è come entità, non vale, mettiamola così. Il problema è che è uscita da Alan ed è entrata in Casey, quindi non c'è propriamente Graffio, che è comunque una manifestazione della presenza oscura, ma la presenza oscura c'è ancora e ha il clicker e ha il manoscritto con il finale che lei vuole. È un enorme problema, Cree, questo, grosso, anche perché alla presenza oscura gliene fotte sega di Graffio, a lei basta e interessa solo e unicamente cambiare la realtà. Poi se vuoi, ehi Alan, non ti no dai, non mi... Sbagò? Vai Alan, non usare la torcia, ecco qua, a posto. Alano. Alano. Allora, I had siamo to get arrivati to alla Great macchina. Falls. See this through to the Perdona se ti ho interrotto, Alan. Noi abbiamo un piano non brought piano. Saga Anderson into this story to help me escape. She succeeded. It cost her everything. I'd used Alex Casey in my writing for years. The real Casey had been drawn here because of that. Now he was a victim too. Saga, Casey, Alice, all this horror originates from me. It's my fault. Scratch had to be stopped. I've driven down this road before. Been driving on it forever. Quindi lui ci conferma che tutto quello che è accaduto a Saga, a Casey e agli altri coinvolti è tutto partito da lui. Era l'unico modo per salvarsi. Eccola. In 2010 I dived in, a leap of faith for Alice, with no idea that the cost would be a nightmare worse than death. Ma lui non riesce a sistemare questo errore, è quello che sta provando a fare adesso. Now Alice was dead because of me. And I was going to make that leap again, this time knowing the cost all too well. Il piano di Alan è semplice.
se la presenza oscura col clicker e col manoscritto, dove in base a quella storia abbiamo visto che il potere di Alan più il clicker più il potere della presenza oscura, mettiamola così, hanno la facoltà di cambiare la realtà, l'unica soluzione, l'unica maniera in cui Alan può vedere di risolvere questa cosa è tentare di rubare o di prendere il manoscritto da Casey, dalla presenza oscura, e cambiare il finale, perché in quel finale c'è scritta una cosa: entro in questa realtà e comando io. Situazione brutta. Lui ma adesso deve fare un I salto di brought the fede. dark place here with me. I never had gotten out. Maybe after this I finally could. It was a fool's hope. I had no choice. I had to do it. That didn't make me any less terrified. Fuck it. Vedi, già sta prendendo piede la realtà. Ecco qua, allora. Allora, ma festa del cervo. Noi siamo entrati in quella sorta di portale. This is not what I expected. No. No, Christian. No, Christian. Ragiona in questo modo qua. Abbiamo visto come nel primo Alan Wake, guarda, faccio l'esempio così, uso il mio telefono. Questo è Bright Falls. Nel primo abbiamo visto come soltanto nella zona principale iniziale la presenza oscura stava iniziando a cambiare la realtà, ma in piccole zone. Qui la situazione è diversa. Nella puntata precedente, quando abbiamo sconfitto Graffio, si è visto che Casey era al centro di Bright Falls e stava attivando il clicker. Alan, arrivando in città, ha trovato questo portale. Non è tornato nel passato, è che il potere della presenza oscura, unita al clicker, ha cambiato completamente tutta questa parte di realtà. Non è passato, non è altro, e questa mo' è la realtà. Quindi c'è Alan Wake Return. I needed to get a copy of Return. I needed to read the ending to have a shot at changing it. Prendi una copia di I was Return. inside Scratch's ending, a perverse version of reality. The townspeople brainwashed. Everyone and everything revolved around Return, as if it had just been published. This motherfucker is a home run! Vabbè, tutti con le maschere del cervo. Return has readers on the edge of their seats. Giustamente. Bravi, bravi, divertitevi. C'è l'Odir. Vediamo un po' qua dentro. Esploriamo un pochino. Allora, vediamo un po'. Salve. Hello, I'm Ilmo Koskela, and welcome to the Koskela Brothers Book Club. This week we will review the highly anticipated new novel by Alan Wake, Return. Return is printed on a firm, high-quality white offset, uncoated paper stock, making every page a true delight to turn in your fingertips. Alan Wake's brilliance is on full display with his choice of a hardcover book jacket made of a premium enamel stock with gloss lamination that is both tasteful and pleasant to the touch. Isn't that right? Questo è un dettaglio importante, Gri. Wake set a high standard with his previous novels, but I can say without hesitation that Return contains the best and most compelling book description on a back cover that I have ever read. This book blurb is truly riveting and will keep you on the edge of your seat from start to finish. It is accompanied by a tasteful photograph of Alan Wake's home here in Bright Falls. The book weighs 1 pound and 3 ounces. Return is a true masterpiece. I'll give it a perfect score of 5 Alma beers out of 5. How about you? Si vede un contorno, però. There you have it. Alan Wake has done it again.
This was the Koskela Brothers Book Club. Cheers. I Koskela fanno parte di, in maniera molto più approfondita di quanto si creda, in base a tutto quello che stava accadendo, e l'abbiamo visto in quel film al cinema, che già erano presenti. Loro fanno parte di questa realtà, ma lui cercava suo fratello a sto punto, solo che si è dimenticato che è morto, ed essendo morto fuori, anche in questa realtà cambiata non c'è. Poi un bel giochino spin-off sui cose per far spiegare e capire al meglio la loro storia, ma io ci giocherei non una, non due, ma 10 volte i primi giorni, poi altre nei giorni successivi. Sì, che io penso, credo e spero che in futuro tutta la storia sarà spiegata, eppure la loro presenza e il modo in cui si sono comportati qui. Resta sempre il solito discorso, alcuni elementi di questa storia che va avanti da anni, perché noi quello che abbiamo capito da questo gioco è una cosa, non è più il problema di Alan Wake che 13 anni fa è sparito perché ha trovato la presenza oscura e tutto quello che è successo. No, abbiamo scoperto che è qualcosa che sta accadendo da molto più tempo. Ci sono vari cicli dove ci sono alcune costanti che restano, cambiano aspetto, cambiano professione, lavoro, qualche piccolo dettaglio, ma quei dettagli devono per forza far parte della storia per rendere il tutto coerente e per dare modo al potere di attivarsi, mettiamola così. La morte di Nightingale all'inizio. Anzi, ci hai fatto un sacco di soldini, hai venduto tutti i libri. C'è anche un chioschetto di Coffee World. Ragazzi. C'è anche Pat. Ci sono tutti, e che la realtà adesso è cambiata per tutti. Il carro che abbiamo visto al Coffee World. Tutto quello che è successo, ogni singola cosa fa parte del libro, e la presenza oscura ha cambiato un semplice dettaglio nel finale e si è arrivati a questo punto qui. Allo stato attuale la presenza oscura ha vinto. Allora, vediamo un po'. Non c'è niente da esaminare. Scusate, sono l'autore, c'è una copia del mio libro, per piacere, devo controllare un attimo una cosa. Ma giusto così. Si può entrare qua? No, è bloccato. Ecco qua. Allora, io un bel cartonato così me lo metterei in camera durante... Sì. Ci sta, guarda, tu lo metti qua, tu lo metti qua, a posto, fatto. Allora, eccolo qua. I could see the round windows of the writer's room in the photo. That's where I had to go to rewrite the ending of Return. No, è loro. No, Alan scappa perché sono un attimino posseduti, Alan. Salve. No, ragazzi. No, ragazzi, no, ehi, Giovanni, scusami tanto, però io ho anche schivato con le 1, niente. Intrappola in un loop, casomai non l'avessimo capito da American Nightmare e quant'altro. Allora, sì, ci ho provato, ma hanno acciappato subito. No, vai via tu, vai via. È il libro più venduto, però se provi a prenderlo ti minano tutti.
could write my ending to Return, I had to get to the writer's room to stop this horror story. E un piano c'è. This was an obsessive, egocentric nightmare, all revolving around a vain monster of a writer and his final divine work of art, the novel Return come true. It wouldn't stop here. It would keep spreading. Allora, e noi ricordiamo che alla casa di riposo c'era una stanza con la spirale e noi abbiamo visto quelle stanze con la spirale dove portano. Right into conclusion was Scratch's insecure need for fame, for praise, drawn from my psyche. I would bring his sick fantasy crashing down around him. Allora, se ci fanno andare tranquillamente, non abbiamo neanche più un colpo, quindi va bene così. No, no, I had to find another way inside. no. Di qua, no. Di qua? Assolutamente no. Non mi dica che dobbiamo entrare da là. Allora, esploriamo un po'. Il seminterrato, non credo che dobbiamo andare. No, ok. Di qua. Assolutamente no. C'è qualcosa qui? Allora dobbiamo entrare da lì. E difatti è anche aperto. Ok, quindi dobbiamo rifare il giro per la clinica. Ehi? Alice, Ehi? what was that? Ehi? Alice was dead. Was this a trap? Or was Scratch torturing me? C'è Alice, attenzione. L'abbiamo vista buttarsi giù da quel bel precipizio bello alto, quindi perché la stiamo vedendo? Per non darci munizioni. Dobbiamo riuscire a stare un attimo tranquilli. Salve. Alice. Ci sta guidando. Wow. C'è qualcosa di effettivamente strano in giro. Noi ci facciamo i cosiddetti cazzi nostri e andiamo avanti. Alice. Sì. Amore mio bello. Se ti fermi... oh no. No, no, no. C'è Graffio Casey. C'è Graffio Casey, porca la... No, fottuto, 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 no, no, via, 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 via. Oh, cazzo, ho sbagliato, mi ha preso, ho sbagliato io strada, colpa mia. Stavo cercando di leggere il messaggio di Christian. Beh, non dovrebbe essere sbagliato, no. In un certo senso siamo tornati indietro. No, Christian! No, 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 no. Come ti ho risposto prima, non è il passato. Questo è il presente, modificato dalla presenza oscura, ma non è il passato. Questo è il presente. Quindi, di conseguenza, il fatto che abbiamo visto Alice morire è ancora valido. Quindi, perché la stiamo vedendo qui? Non si è tornati indietro del tempo. Attenzione che è importantissima sta cosa. Alan, vai, Alan, corri. Graffio Casey è anche più nervoso di Graffio Wake. No, che dobbiamo stare insieme. Ma fatti tu. Ma chi ti conosce? Ma vai via. Vai, grazie Rose. Rose, grazie. We're safe in the light, Alan. For now. But he's very pushy. Rose, right? From the diner. How are you here?
here to save you, silly. I got your instructions. I found every hidden message you left for me. In the radio, in the wind, in the forums on my Alan Wake fan site. What? No, Rose, I haven't been leaving you any messages. Oh, I get it. Yes, Alan, only a crazy person would think you've been leaving them secret messages. Wink. But now you need to get your butt upstairs, Alan. This shit won't right itself, no matter what William Shakespeare said. Right. Thank you, Rose. I'll do what I can. Intanto noi le cassettine, ciò che ci preparava lei, li abbiamo trovati in giro, quindi non si è del tutto immaginata Upstairs. il ricevere determinati The writer's room messaggi. must be in the attic. That's where the windows were. Allora io spero che mo accade quella cosa. Eccolo qua. Look around and come together, Tom. I have put everything ready for the visitors. I'll come to wash the floor of your room next. All you need is water and Vileda. Water is the oldest bulb. Water finds its way. What water brings, it takes away. It can be clean or dirty. It can give life or drown it. Ahti. I didn't expect to see you here, but it makes sense. Can you help me find my way? One last time. Now there's a devil in the fish trap. Don't be spooked by it so that shit won't start beating your underpants. Okay. I'll get the door open for you, Tom. There you Sì, entità multiversale, tu c'hai tutte le chiavi, go. giustamente. Mistake. Now comes the end of the rhyme. Thank you, Ahti. Potrebbe essere contorta come teoria, ma se Alice in realtà vivesse in un universo non reale ma oscuro e quindi la sua morte non è mai avvenuta, penso sia la cosa più no sense che ho mai detto. No, non hai detto una cazzata, c'ha una sorta di logica e potresti avere ragione, mettiamola così. Andiamo avanti. Ti posso dire che su sta cosa di Alice ci sarà una risposta, ecco, ti tranquillizzo su questo. Allora, grazie mille Ati. Ok, si è glitchato completamente l'audio per un attimo, va bene. Allora, I needed to write the ending. I only had one chance to get this right. allora, I needed an ending that took everything already in return and extended it into a conclusion that would save us. Only the perfect ending would work. Festa del Cervo Eterna. Questo è ciò di cui si narra comunque nel libro. È un punto di partenza per la presenza oscura per espandersi poi anche al di fuori. Il romanzo Return si avverò, il mio finale divina opera d'arte. Prima concesso alla gente di Bright Falls e nel tempo si sarebbe diffuso e la celebrazione avrebbe raggiunto chiunque. Quindi in base tutta la trama di Alan Wake è la presenza oscura che stava da sola nel lago, si rompeva i coglioni, ha visto la festa del cervo, ha detto no, voglio far fare la festa del cervo a tutta l'umanità e sta andando un attimo, festeggiamo per l'eternità, perché no? Vabbè, non è una cattiva persona, quindi se ci pensi. No, Volevo fare ma un quando party. mai? Ma ci Non hai mancherebbe mai fatto altro. un party? Sì, però per l'eternità con qualcuno che ti dice espressamente quello che devi fare, no, se devo fare il party parto io, non parti tu. Return's ending was an eternal deer fest that would keep spreading. Given time, Scratch would plunge the world into his nightmare. I had to stop that from happening. Questo significa, I sì, had to viva write a l'eternità, chapter for Return. però l'eternità con la festa del cervo tutti i giorni, I was the only one who could write it. poi sarebbero tutti i giorni uguali. On me. Any second now, Scratch would burst through that door to stop me. Every plot thread dangled in my brain. It suddenly felt impossible. Dovrei fare un attimo Something Sì. stirred in the room, coming to me. An idea.
Allora, metto pausa 2 secondi così risolvo un attimo una cosa, Cri, che mo arriva un bel blocchettone, quindi nel frattempo ci metto un paio di minuti. Allora, se ti vuoi godere il tutto, il consiglio, prenditi qualcosa da bere e da sgranocchiare. Allora, aspetta, tolgo pure questo. Still is the torchbearer. Ecco qua, fatto il misfatto. Perfetto. Fatto il misfatto. Allora, eccoci qua. Cri, dimmi quando ci sei. Siamo in perfettissimo orario. Poi ti ho detto, Cri, aspetta, me lo dico appena mi dice che è tornato. Porca la miseria. Porca la miseria. Allora, Cri, noi siamo pronti. Appena mi scrivi, ripartiamo. 22:31. Siamo a oh, aspetta, Gianmarcone, però. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. No, è che stavo iniziando a sentire un attimo. Stavo iniziando a prendere fuoco. Madonna mia. Dicevo che non c'era corrente. Questa sarà più a Ok, lui c'è. Allora, Alan ha avuto un'idea. Vediamo un po'.
The ending has to fit the genre if it's going to work. In a horror story, there's only victims and monsters. If there is a hero, they will ultimately pay a heavy price. I won't let the horror story take Logan and Casey. They were dragged into this. They need to survive. Non-negotiable. Not just them. We need to try to save everyone. The ending will have to be dark no matter what. The more people we save, the greater the cost. And the hero must pay the price. The scales always need to balance. Pagare il prezzo. Da tutto quello che abbiamo capito finora nel gioco, per come funziona la presenza oscura, per come funziona il potere, per come dovrebbe essere scritta ogni storia sulla faccia della terra per fare un'opera buona, c'è bisogno che abbia una coerenza sia in base al genere che in base alla storia stessa. Abbiamo visto che non puoi prendere un foglio, scrivere esco fuori dalla zona oscura, dal luogo buio, e salvi tutto. Stessa cosa vale per il cambio che Alan deve fare adesso. Noi adesso non siamo più nella nostra realtà, siamo nella realtà della presenza oscura. Ergo ha scritto una storia horror e le storie horror non finiscono quasi mai bene, mettiamola così. Ciò che dice Saga e che ha detto anche Alan è importante. Più persone possono salvare facendo questo cambio, più alto sarà il prezzo da pagare a questo punto per Alan e forse anche per altro. Più vuoi salvare, più devi pagare un costo. Il finale oscuro dell'orrore. Per salvare tutti, l'eroe deve pagare un prezzo. Something felt different. I'd never seen myself in a vision before, but it fit. Saga and I were both at the center of this story. She was now my co-author. This was the beginning of the end. We were characters in a horror story, charging blindly towards the finale. We still didn't have everything we needed. This would not work without the clicker. Il prezzo potrebbe essere Alice, dato che è l'unica cosa a lui cara. Penso qualcosa di ancora più profondo. Tanto abbiamo finito il capitolo. No one left to love. E adesso? E adesso c'è un'altra cosa che dobbiamo affrontare. Eccoci qua. Dobbiamo capire Saga che fine ha fatto. Va bene. What's going on? Am I in the field office? No. It's the mine place. Nothing's working. I can't think No. straight. Questo è il suo potere, ma non c'è Where is niente. everything? Tutto quello che abbiamo raccolto come prove, come I can't indizi, sense anyone. non sente nessuno, non ci sono My più work. i fascicoli, It's all gone. è tutto sparito. What the hell is Tutto. happening? Proviamo ad uscire I can't leave. e non possiamo neanche Why uscire. can't I leave? Qui non puoi né scendere e forse manco salire. Il luogo mentale. Allora, iniziamo a ragionare un po'. Allora, The Dark Presence took over Casey, stole the clicker from me. The ha last fatto thing I tutto. remember is him throwing me into Cauldron Lake. I'm in the dark place. I'm lost. I don't know how to get out. I don't know what to do. That wasn't me. Was it? Ehi, What? Failed who? Graffio ha What's preso il happening to the clicker. caseboard? Si sta riempendo da solo.
Graffio mi ha gettato in Calderon Lake. Sono nel luogo buio, sono perduta, non so come uscire, non so cosa fare. Come andarsene? Li hai delusi? Quindi possiamo un attimino provare a parlare con quest'altra saga. Ho deluso Board says loro. I failed them. Who's them? I let everyone down. Logan, Casey, myself. This is my fault. My daughter is dead. My partner was taken over by a monster. I'm trapped in the dark place. Diciamo che è una Powerless. giornata di merda. I'm not powerless. What is happening here? This isn't me. Di Casey? Casey. Casey depended on me, and I let him down. I wasn't watching his back. I got wrapped up chasing the wrong lead. He needed me. Now he's turned into a monster. He needed me. Logan. I neglected my family for my job. I was too thrilled by the cases. The mysteries. Sta povera bambina poi che sta per i cazzi, cioè all'improvviso sono morta. Vabbè. And now that danger has destroyed Vabbè. my family. It killed my daughter. No. Something's Nope. very fucking wrong here. Ma sembra un attimino. I'm a No, terrible ehi. mother. È morta I per let colpa my tua. daughter die. Casey. Scratch took Casey, and it's my fucking fault. E te stessa. I'm a failure. This is what I deserve. Hai mandato tutto a puttane. Infatti, ecco, questo è scrivere un gioco e fare in modo di collegare tutti gli... Questi sono gli stessi menu che noi abbiamo usato finora. Ma visto che siamo nella presenza oscura, nel luogo buio, e abbiamo visto qual è il potere di Saga, la presenza oscura la sta un attimino cercando già di corrompere e di fotterla completamente. La vuole inculcare. Allora, in parte già se l'è inculcata. Sì, eh? Sì. Casey? Scratch. No. Non He's possiamo using parlare Casey con lui. now, like he used Wake. Altra saga, mi scusi. The story. My life, my family is just part of a book. Another white asshole deciding what I get to do, how I get to do it. He took my daughter from me. I'll never be free of this story from him. He used her. Diciamo che quella frase detta così, ecco, la possiamo vedere sotto due punti di vista. Lo sapete, sono obiettivo ed è inutile che nascondiamo tutta la questione che già vi abbiamo portato con Quantum Break e spiegato all'inizio del gioco, che dietro la creazione di Alan Wake 2 c'è stata Sweet Baby Inc. e tutte le puttanate che hanno fatto in giro. Quindi alcune cosine e alcune parole e alcuni concetti, come questo continuo dare contro alle persone bianche, mettiamola così, oramai se sei un Caucasico. se sei un uomo bianco come noi e non puoi uscire per strada che un altro poco sembra che ti guardano tutti male, mentre tu stai a farti solo i cazzi tuoi. Nel contesto qua però non mi ha mai dato problemi questa frase, perché ecco, capendo il gioco, quindi io voglio pure capire quello che è stato tentato di fare a livello di trama. Sinceramente, per come si comporta la presenza oscura e che cerca di corrompere le persone, tira fuori tutto il marcio. Quelle sono frasi di merda che in qualunque contesto non dovrebbero essere detti, perché bianchi, non bianchi, qualunque altro colore, qualunque altra etnia, qualunque sesso biologico, reale e concreto, ma anche per chi crede di essere di un altro sesso, alla fine, alla base, siamo tutti esseri umani e siamo tutti uguali. È come andare in un enorme supermercato, c'è la pasta Barilla, ci sono altre marche, ma all'interno è sempre pasta, non cambia quello che noi siamo. È una brutta frase, è una brutta situazione.
Fortunatamente stanno iniziando a rompere un pochettino meno i coglioni su certe cose. Anche perché, piccola parentesi e chiudo, scusate, ma dobbiamo iniziare a parlare e dire le cose per come stanno pure sui giochi e su cose del genere, perché starsene zitti e non dire più niente, ma anche basta. A fronte di questa e tutta la questione di Saga e quant'altro, persone non hanno giocato e non hanno seguito Alan Wake perché si sono fidati dei video, dei commenti, dei commentari, degli influencer, dei poster, dei supposter e di qualunque altra cosa, perché oggigiorno non si ha più la volontà e la dignità di avere un'idea propria, un concetto proprio, ma alcuni, come le pecore, seguono quello che gli viene detto. Sinceramente, a fronte di tutto il titolo di Alan Wake 2, di tutto quello che c'è nel gioco e di quello che ancora c'è, per due virgolette un attimino che non dovevano esserci, ma che nel contesto vengono spiegate e vengono gestite bene, questa è una bella frase nei confronti di chi da qui all'eternità seguirà questo video, si recupererà forse sta live in qualche modo. Se non avete giocato o seguito Alan Wake solo perché avete fatto il collegamento Sweet Baby Inc., quindi è un titolo di merda, siete delle teste di cazzo. Un gioco, un titolo, un'opera, una storia scritta bene va seguita dall'inizio alla fine e poi si dà un resoconto, poi si dà un parere, poi si dice come stanno le cose. Mandare a fanculo un titolo del genere con tutto quello che ha portato, perché sinceramente un titolo come questo, trovatemelo. Allora, quello che è stato fatto da Sweet Baby Inc. è sbagliatissimo e non è così che si fa inclusione, non è così che si portano messaggi positivi, non è mettendo a forza, infilando nella gola delle persone alcune cose che si portano determinati discorsi. Però il problema resta sempre uno, sia chi ha portato a certe cose, ma anche le persone stupide, chiuse e bigotte che lottano contro i mulini a vento perché vanno come le pecore senza neanche rendersi conto di quello che stanno facendo e si sono persi un titolo così. Penso che Christian lo può dire con piacere, alla facciaccia vostra noi ce lo siamo visti, goduto, rigoduto e ce lo stiamo rigodendo. Solo perché abbiamo un cervello e ci facciamo le nostre opinioni. Però che cazzo. Bambina. Ah, piccola nota. Lo dico a te soprattutto perché tu ce l'hai. Sai che in Australia Amazon ha avuto un'iniziativa? Ha deciso di regalare a degli utenti. Tu vai su Amazon. Tu vai su Amazon. Compri un oggetto, Amazon Australia ti dice guarda ti regalo una copia di Dragon Age Veilguard, la vuoi? Manco la stanno accettando le persone, nessuno lo sta prendendo. Io me la prenderei e poi me la vado a vendere da GameStop, pure se mi danno 10 euro ci ho guadagnato comunque. E lì, e chiudo definitivamente, scusatemi ma già sfugando, passa cosa. Persone che si sono messi a sputtanare la lore di un gioco amato da tantissime persone per portare propaganda in un videogioco, permettetemi di dire, con tutto il rispetto, avete lavorato e avete fatto un certo tipo di lavoro, fate schifo. I giochi sono fatti per divertirci, sono fatti per portarci dei messaggi, non per fare propaganda politica. Le persone le si rispettano a prescindere, non c'è bisogno e non abbiamo bisogno di giochi che ci dicano chi, cosa e come secondo alcune mentalità dobbiamo seguire. No, c'è una via d'uscita, Saga, basta fare solo le cose per bene. Grazie dell'appoggio, Saga, gentilissimo. Però Dragon Age è bello, l'ultimo. È bello quando lo chiudi o chiedi il rimborso. Complimenti, sembra un po' il Joker così. Sì, infatti a me sembra che vorrebbe parlare un po' con la DC. Saga number one. Beh, io mi sono divertito molto nelle mie 3 ore. È stato divertente. Poi lo finisco, ve lo giuro che lo finisco. No. No, come no? No, dico no, tutta la faccenda. Io lo finisco, ve lo giuro. Forse non. Ah, ecco, no. L'ultima cosa ce l'ho così, sfogo, festeggio e sto tranquillo oggi. Che le voglio dire queste cose là, perché se abbiamo paura di parlare e dire certe cose, ragazzi, le cose non cambieranno mai. In nessun modo.
cortesemente a tutte quelle teste di cazzo che producono determinate opere videoludiche e non, smettete di rompere i coglioni che la colpa è degli spettatori che non vengono a vedere o i vostri film di merda o i vostri giochi di merda. Se fate prodotti buoni la gente li compra, li segue, li ama e vi dà soldi. Se fate cose di merda le persone non vi seguono. Non è che ci vuole un arco di scienza per capire tutta questa situazione, Che mi sono rotto pure i coglioni su cose che seguiamo, su cose che vediamo, che è colpa nostra che loro hanno fatto schifo. No. Come diciamo a Napoli, fatti schifo tu e Mammut. Ecco, così la chiudiamo in napoletano. Questo sempre come battuta, nessuna offesa a persone, cose o This case, teste di this cazzo. room, is any of it even real? No. E poi se dobbiamo sentire che la Disney si sta lamentando che non guadagna niente con Marvel, non guadagna niente con Star Wars perché gli uomini e un certo tipo di categorie non stanno seguendo quelle opere e dai la colpa agli spettatori, ma anche no. Ma anche no. Allora. Ci sta dando vari piccoli indizini, sta tentando sempre più la presenza oscura di prendere possesso di Saga. Logan è morta? No. Logan è morta? No. Logan non è morta. E l'immagine si sta pian piano oscurando. Logan non è morta. No! I'm done with this. Dai la colpa a una storia dell'orrore invece che a te stessa. Codarda, ammetti che è morta e che l'hai uccisa tu. L'hai uccisa tu, l'hai uccisa tu. 3 volte l'abbiamo uccisa. Sì. Oh, attenzione. Ehi, C'è un Night Springs. ehi, Ehi. ehi. Altra saga, c'è Night Springs. C'è Night Attenzione. Christian, mettiti comodo. Allora, uno dei miei sogni bagnati, sai qual è? Visto che ultimamente stanno apparendo serie TV o film fatti e ispirati a videogiochi che hanno molta più qualità. Ragazzi, io sono cresciuto con il primo film di Super Mario. Punto. Vi basta sapere questa cosa qua. Sam Lake, se mai sentirai questo video, se mai vedrai o avrò modo di dirti sta cosa, fai una bella serie su Amazon Prime o su Netflix di Night Springs. No, con Netflix no, falla con Amazon. Falla una bella serie. Chris, ce la mettiamo, ce la vediamo in live. Ma sai come godiamo come dei ricci? Allora, una decina di puntate, a posto. Night Springs. Logan and David love that show. Anche noi, perciò la vogliamo. Fai una serie, dici pure mi butti un po' di Wake, mi butti un po' di Sam Fammi la Lake. serie di Night Springs. A posto. Caccia la serie di Night Springs. L'hai tolta a David e portata in un posto di merda isolato? No, questa è la realtà che hai tentato di scrivere tu. Altra saga non ci dice niente. Va bene. Sì. I never should have trusted these. Allora, ma dobbiamo esplorare e trovare gli altri indizi un attimino in giro, ok. Allora, vediamo qui cosa c'è. Bollettino medico, soggetto Alex Casey, FBI, descrizione infortunio. 22:18, il soggetto sembra fisicamente indebolito, non sa esattamente dove si trovi e cosa sia successo. Trauma cranico, ha sintomi simili a quelli che diventano individui oscuri. Sospetta esposizione all'ombra, ma non confermata. Sapevi che era ferito, sapevi che la presenza oscura gli aveva fatto qualcosa, non ti è importato, fingevi solo quando ti faceva comodo e appena è diventato un ostacolo lo hai lasciato a graffio. Assolutamente no, noi abbiamo giocato, abbiamo visto la realtà. Sì. Noi sappiamo qual è la verità, quella cosa ormai oscura che poche persone riescono a vedere. Fortunatamente, grazie al potere di Saga e che ragiona, sta capendo che c'è qualcosa che non va. Immaginiamo comunque la presenza oscura come un morbo che ti prende il cervello e ti fa dimenticare chi sei, cosa sei e ti mette un certo tipo di ragionamenti in testa. Trascrizione interrogatorio del soggetto Alan Wake, sospetto parautilitario. Bright Falls, Washington, l'agente Stevens.
Wake è stato preso in custodia dall'FBC e sarà interrogato in modo approfondito in un secondo momento, ma per ora devo chiederti se puoi dirci qualcosa riguardo all'incidente avvenuto all'hotel. Qualunque cosa possa essere utile. Qui c'è una forza che non comprendete, una presenza, cerca me, vuole consumarmi, consumare tutto. Sì, hai già menzionato questa presenza oscura. C'erano così tanti indizi, come hai fatto a non capirlo? Wake era Graffio, ce l'avevi proprio sotto al naso. Wake era Graffio, Graffio era Wake, Graffio era Wake, Graffio, Wake, Graffio, Wake. Allora, vediamolo un attimino sotto un certo punto di vista. L'unico campanello d'allarme che io, per esperienza... facciamo finta che mi sarei trovato io in questa situazione. Se fossi stato io Saga, giustamente... L'unico campanello d'allarme sarebbe stato: sta persona è scomparsa da 13 anni, sono arrivata qua ed è riapparsa. Ok, c'è qualcosa di strano sotto. Ma capire che era Graffio perché non avevi la conoscenza della presenza oscura e l'oscurità, chi ci vuole fottere vi fotte con i dettagli. Ragionate sempre su quello che di concreto avete davanti. Non fatevi fottere da chi vi propone dei documenti o delle cose e non vi sta dicendo la verità. Poi se vi trovate nella zona oscura, ragazzi, siete fottuti, non vi possiamo aiutare. Su quello non possiamo fare niente. Allora, mi sono appoggiato alle pagine del manoscritto anziché fare il mio lavoro. Le pagine del manoscritto, e l'ho fatta notare molte volte sta cosa, ci hanno dato indizi su fight e su nemici che ci avrebbero attaccati poco dopo. Quindi se non fosse stato per Wake, noi saremmo morti. Anche in numerosi modi un attimino preoccupanti. Le pagine erano la tua scusa per essere sempre un passo indietro. No, anzi è esattamente l'opposto. Noi ogni singola pagina abbiamo fatto dei passi avanti. Wake è sempre stato Graffio e io non ne avevo idea. It feels like I'm trapped in a nightmare. Stuck in an echo chamber with all my fears, my doubts, my insecurities. Idiota, 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 idiota. A Mammoth e si risolve facilmente. Ho ignorato il fatto che la presenza oscura stava influenzando Casey. Ah no, giustamente questo va in Casey. No. Eccola qua. C'è dell'altro che dobbiamo trovare. Allora, sì. So obvious the Koskela brothers were behind the cult. Allora, quando abbiamo iniziato a trovare degli indizi, sì. Ma servono comunque degli indizi di base, non puoi dirlo a cazzo. Però attenzione, come abbiamo saputo pure alla fine, loro comunque stavano facendo questo per aiutare Bright Falls. Sì. Per aiutare Wake. Diciamo la metodologia era un po' particolare. Però con i Koskela c'è un attimo una parentesi da fare. Perché è vero che noi qui li abbiamo visti comportarsi così, ma non ci dimentichiamo il video visto al cinema, dove c'erano delle differenze, erano dei pezzi di merda che alla fine hanno sacrificato Alan e c'era anche il disaccordo tra fratelli. Qui la situazione è completamente rovesciata. I due fratelli l'abbiamo visto. No, Christian, ho sbagliato io, non era una puntata di Night Spring, era solamente il riferimento per andare avanti. Scusami, no. È stata colpa mia, là, ti ho gasato per niente. Chiedo venia. No, la setta non era l'inizio della spirale. La setta è stata quella che ha mantenuto Bright Falls per tutto il periodo sicura. Per quanto dall'esterno venisse visto come ci sono dei pazzi che stanno uccidendo delle persone, no. Ogni cosa ha due aspetti, la realtà e, chiamiamola finta realtà. Se tu guardi una persona di spalle non la puoi riconoscere, forse da qualche dettaglio, ma devi conoscere quella persona per capire i dettagli. In questo caso come facevi, e questo è quello che porta il senso di colpa, a crearti problemi e farti delle pippe e turbe mentali qui amplificate, portandoti dei dubbi. Ma come stiamo ragionando noi, era impossibile, era impossibile.
I never should have left Casey at the hotel by himself. Questo non lo potevi prevedere. Anche perché dal punto di vista loro che avevano preso Wake era un assalto da parte della gang. In realtà vi stavano dando una mano. Se in quel momento si fossero parlati, scusa, puoi sparare un attimo in testa perché la presenza oscura è grafico, avremmo giocato metà gioco. Però per esigenze logistiche non sembrava, e non è effettivamente la cosa giusta. Anche per il nostro piacere è durato di quindi meglio così. Allora iniziamo a mettere questi indizi. Il Mogliacco guidava una setta proprio sotto il mio naso. Questo è vero, ma è una cosa che va avanti da anni. Tu adesso sei arrivata qui, quindi non che sia sbagliato a fidarsi di me, ma assolutamente no. La morte di Logan ha spezzato qualcosa dentro di me. Sì, senti che muore tua figlia. E beh. Qua, ok. Ho abbandonato il mio collega per indagare da sola. No. I hate this, but it's all true. I had tried to silence these thoughts. Focus on the case. But I can't escape them anymore. I'm drowning. I need a way out before I'm dragged under. Una via d'uscita ce l'hai? Dai. Oh, ehi, Giovanni. Questa non la ricordavo. Manco io, siamo stati ok. Mi scusi, possiamo uscire da qualche parte per piacere? Com'è? There has to be a way out. I need a way out. Oh God. None of this is real. I've lost it. I'm not even here. The mind place isn't real. A case about supernatural darkness. I'm having a full-on psychotic break. I dragged Logan away to a tin can in Watery. Oi Gabri, bonsoir. Buonasera. Gabri, stasera si vede. Dopo che abbiamo buttato il sangue all'inizio si vede. Ok, mi fermo. Christian, dimmi quando sei tornato disponibile. Guarda, poso anche il pad. Christian, mi sono visto il video, quello che hai mandato, quello là del tour dove si vede per bene il tostapane computer. Aspetta, faccio vedere a Gianmarco mentre torna Christian. Volevi dire Gabri? Quindi. Ah, Gabri, sì. Ok. Allora, stavo cercando di ricordare dove era il messaggio. Eccolo qua. Questo è un baby di Gabri o è un baby di Gabri? È un baby di Gabri. Gianmarco, mi passi l'acqua? Ah, aspetta, se l'ha già visto proprio. Tenchu. No. Bevi per me, sì. L'acqua aiuta. Allora, è questo. Questo è un PC, Gianmox. Questo è un PC. Questo è un PC. Questo è un PC, Gianmox. Guarda che troppo bello. Com'è di base? È anche bello abbastanza potente. Una 5060 con un buon processore sopra e una buona scheda madre. Una formula tostapane. E puoi anche tostare effettivamente il pane, eh? Vehicle di Frost. Vedi, c'è anche il menu davanti, c'è una Stream Deck integrata. Tutti LCD, tutti effettini e quant'altro. Alimentazione, riavvio. E dentro c'è il computer. Questi sono tutti i componenti e quant'altro. Cavetteria e tutto con le porte dietro. Tu lo colleghi. Ecco qua, a posto. Allora, è un computer. Perché ha la forma di un tostapane, questo è un altro discorso. Allora, io ci sono, ma se attendete un minuto prendo due cose da Comer. Christian, vai. Rieccomi. Poi 2 minuti cose. Comer è un centro commerciale, quindi tu adesso devi scendere, devi entrare nel centro commerciale, prendere gli oggetti, andare a pagare, poi ritornare. Christian, ma abiti nel Comer proprio? Perché minchia, super veloce. Ho fatto delle missioni per avere più no, hai fatto bene, Gabri. Io mi sono messo la pagina, me le faccio pure io, così vedo di aumentare pure io le possibilità. It's over. There's no point trying.
Io l'unica cosa che ti chiedo, se poi risulto vincitore, There's no way out. No way to fix uno this. spacchettamento e una prova in There's live. no way out. I'm stuck here forever. Just me and my past. My guilt. My mistakes. Ah, perché sei stato abbastanza veloce, Crit. Non fumi. Salve, cervo. I'm not getting anywhere. I'm stuck. But this is my mind place. My mind. Everything I need is here. It has to be. No, Gabri, non credo fosse Rudolph. No. Allora, il punto qual è? Ecco, ragioniamo. Sa che è stata buttata nel lago. Si sarebbe dovuta trovare altrove. Vediamo un po' la sua stanza mentale come una sorta di barriera che si è creata. The lights. No. No. I'm not giving up. Focus, Saga. The answers I need are here somewhere. I just have to La look. soluzione è qui da qualche parte. No. I'm not No. reading anymore. Allora, My badge. cerchiamo altri indizi. Never should have taken this case. Il problema è che non potevi non accettare, perché Alan ha scritto che tu dovevi venire qui. Casey was hurt. I should have been watching his back. Scratch was too much for us. I should have made Casey stay behind. No, più che il fato è proprio il potere di Alan. Ecco, tutto quello che ha fatto. Come abbiamo capito da Control e tutto durante Alan Wake 2, Alan ad un certo punto ha capito: oh, senti, qua c'è pure Thomas Zane, sta da 400 anni qua dentro e non è cazzo di uscire. Mi serve un aiuto. Invece di provare in modo inutile, ancora così come abbiamo visto in American Nightmare, a ritrovarsi in una sorta di problema, si è creata una storia logica, visto che il potere della presenza oscura si basa su quello. Si è scritto una storia pezzo per pezzo che coinvolgesse Saga per farla arrivare a Bright Falls. Tu non potevi, non è fatto, è proprio destino. No, quello esce a novembre dell'anno prossimo. È vero. Bello come sono stato in un video, c'era scritto in gigante complimenti, pensando che era detto, No, non è ancora stato no. sorteggiato. Ci vuole un mese per l'estrazione, Gabri. Non poteva essere già, Gabri. Non... Allora. Coglio. Ehi, per piacere, per piacere. Ah, Feruglio, rignoffa. No, ma sono stanco, la mia mente non pensa. Vai a riposare, Gabri, sei stanco, no? No, adesso quello mo sta sul lettino, si sta riposando, si fa le sue cose. Anderson, look, after Miranda left, it was, well, I was in a bad place. You dragging me to those dinners at your house with your family, it really meant a lot. Thank you. Allora, punto primo, il canale sta diventando: a quale gioco con Sam Lake giochiamo oggi? Punto secondo, a noi sta cosa fa piacere, anche perché, Christian, ti consiglio o ti recuperi la live, o se ti piacciono i giochini horror e avventure brevi, non dura tantissimo, giocati quel titolo, ti mandai pure l'immagine dove c'è Sam Lake, Dead Take si chiama il gioco. Avventura breve con una bella storia e merita. Sometimes I just get in my head too much. So, thanks for pulling me out. You're really the best, Mom. Really. Saga, per quel che vale... Talk soon. Saga, hai finito? Ok, grazie mille. Saga, per quel che vale, credo sia importante che Logan cresca vedendoti fare quello che ami, ciò in cui sei brava. Sarà una grande lezione per lei.
Ci saranno momenti come questo in cui dubiterai delle tue scelte, della tua competenza, perfino della tua salute mentale. Quando la situazione si fa cupa, ricorda di amarti e fidarti di te tanto quanto lo fa la tua famiglia. Non sarai perfetta, ma so che sarai fantastica. Ti voglio bene, mamma. E qui apriamo un'altra piccola parentesi. Noi abbiamo ancora dei dubbi su alcune cose. Innanzitutto noi abbiamo intravisto la mamma in una foto. C'è ancora la questione in sospeso del padre. Sì. Ora, già l'abbiamo detto in live, già ci sono alcuni indizi che ci fanno presupporre qualcosa. Un'idea. Ma qui ecco, ci ritorna in aiuto Sweet Bevin, che è quello che ha fatto, perché se è stata cambiata l'etnia di un personaggio e ci sono degli indizi che portano ad un altro personaggio della stessa etnia, più tutto quello che abbiamo trovato nel gioco, niente ci vieta di pensare che in realtà il carissimo, l'esimio, l'incommensurabile... Guarda, quel deficiente, guarda. In palestra per dire e poi veramente un oggetto che usiamo spesso. Bravissimo Christian. Dado. Dado, sì, il signor William Dado. William Dado. Ora c'è da capire solo una cosa. Dor è una creazione o un'entità a sé in base a quello che gli è successo per quello che abbiamo visto nel DLC? O è qualcosa che comunque ha, tra virgolette, creato Alan? Perché se hai creato lei e hai creato la sua famiglia, quindi creando Dor... Io credo che lui sia una cosa a parte come lo è Alan. Quindi un è influito nella trama andandola a modificare. Sì, anche perché Dor dai fumetti vediamo che lui stava anche in posti particolari. Multiversali, mettiamola sì, così. Sì, diciamo di sì. Io credo che Miss Door sia non solo molto potente, ma molto onnipresente e onnisciente, forse. E c'è anche la serie TV. Tu ce l'hai? No. Io ho fatto un film, ora. È vero, lui ha fatto un film. Io ho fatto un film. Porca la sono miseria. un attore, ufficialmente un attore. Quando ho fatto l'animatore mi sono vestito da Biancaneve e ho fatto una recita. Può valere come cosa? Sei un attore di teatro. Tu. Ok, va bene. Quindi hai fatto teatro. Sei un teatrante. Ok. Comunque cosa. No, ma ti fa Teatro, uno chiede per sicurezza, sai com'è? Delle cose incredibili. No, perché qua al giorno d'oggi ci sono persone che non fanno un cazzo, se gli vai a parlare sembra che hanno fatto chissà che cosa. Io a questo punto dico, io ho fatto questo, come devo essere classificato? Ci risolviamo tutti i problemi. A knife in the arm is just part of the job. If you're gonna keep fussing, you can get the hell out. But leave the whiskey. Poi in Alan Wake 3 quando uscirà, perché uscirà Per forza. tra tanto tempo purtroppo, però nel frattempo tra il remake di Max Payne 1 e 2 e Control 3 siamo a posto, Control 3, Control 2, Quello dopo Alan Wake 3. quello dopo Alan Wake 3, sì. Tanto ormai andiamo di pari pazzi. Da giocare ci sarà, però Alan Wake a questo punto non penso altri 13 anni. Quello è una cosa, nel dubbio speriamo di vederne la fine prima che qualcuno muore qua. Allora aspetta, Volendo. Anche che con Kingdom Hearts abbiamo capito che ormai è inutile sperare no, io di oramai vedere una fine, tanto vale rassegnarsi al fatto che moriremo prima noi della fine di quella merda di gioco. io vorrei avere la macchina del tempo in questo momento, tornare al momento in cui io ero qui, mi sveglio quella mattina, inizio a lavorare, è apparso il trailer di Kingdom Hearts 4 e io ero felice. Io devo ritornare a quel momento, prendermi, sputarmi in occhio e far chiudere quel trailer. Our job is dangerous. Casey himself told me that. It's no one's fault. Ehi. Non è colpa tua, Saga. Non è colpa tua. I know what I'm doing.
No idea what I'm doing. I'm not a perfect mom, but I'm doing my best. Logan was just being nice when she gave me that mug. I never deserved her. It's not too late. I can still save them. No matter what I do, someone will get hurt. I don't know what to do. I'm afraid. I'm my own worst enemy. The fears in my head are stopping me from trying. From leaving. E a questo punto l'ho già detto a Christian, lo dico in live perché una cosa posso flexare in vita mia, visto che flexano tutti, flexo anche io. Esatto. Io non vengo da radici nobili, ricche e facoltose. Manco Uso io. solo il mio ingegno e quello che mi è stato dato e insegnato. Con piacere posso dire, per lasciare in live sta cosa, poi andrà bene o andrà male, non lo so. Per una cosa di lavoro, per una cosa riguardante il negozio, da persone esperte nel settore, esperte di quello che fanno sul lato economico e quant'altro. Cos'è, un baby? No, non sgranchirsi. Vai. Ecco, sì, so come sgranchirmi. Vai. Eccolo là. So come sgranchirmi. C'è stata l'ho accennato pure a Christian oggi pomeriggio. Il resoconto che ci è stato dato su quello che è stato presentato, su quello che è il progetto del negozio e tutto quello che riguarda quello che stiamo cercando di mettere in atto, lo posso dire ufficialmente in live, visto che è la pura verità e abbiamo persone che possono dimostrarlo. Quello che io e Martina stiamo cercando di fare, in Italia non lo sta facendo nessuno. Siamo i primi su un certo tipo di settore, in un certo modo, a fare la cosa in un certo modo. Perché sto flexando? Perché Saga ha ragione. Perché nel momento stesso in cui sia io che Martina abbiamo finito di smettere di darci colpe e fare in modo che noi stessi fossimo i nostri peggiori nemici, siamo riusciti ad arrivare a questo punto. State a sentire voi stessi, lo dico soprattutto al piccolo Gabri, al giovincello Gabri, Piccolo, giovane. fatti una tua idea e non aver paura di scoprire la verità. E osa. Non farti limitare, ma rispetta gli altri e rispetta tutto quello che c'è intorno. Ok, io ho flexato per la prima volta in vita mia qualcosa e non sento nessuna sensazione, cioè non mi sento, vabbè. Ci provo io. No. Ho un pisello This is piccolissimo. Voi ce l'avete? C'è a chi piace. Non credo. C'è a chi piace. Io mi sento forte adesso perché mi sono liberato di questo peso, del mio essere per un terzo cinese. It's okay to be Non è afraid. colpa mia. È l'albero But I can't let genealogico this che end fa. here. Capita. I can't. Come I dei cinesi. can't. I just want it to stop. Giving up won't make this stop. Logan needs me. Casey needs me. Cioè, sì, Casey sicuramente. Sto cercando di decifrare l'emoticon di Gabri, ma è piccola e non la vedo. Too small. Oh, guarda, è pure Snake. Grazie, Gabri. Cristian, tutto ciò è vivo e un ictus pure. Cristian, tutto bene? È andato un attimo di nuovo alla Comet. Aspetta. No, ce l'avrebbe detto. E lì è lo sai? No, io Lui ho sta paura che lì, poi osserva, quello sbatte guarda. a terra. Tutto bene, no. Sta tutto bene addirittura. Ma no, quando sta The parete dark place wants me to hate io. myself. But I just need to get Sì, inside Gabri, my mandale head. tutte, così prendo spunti. Io già mi sto muovendo pure per fare delle emoticon per il canale. C'ho gli slot, non li uso. Ho fatto l'in, ma... I've made mistakes. Pensavo fosse I'll un make in more. mano. Nel senso tutto But I in can do mano, la better. prima dai, fatto And I can start. No, non credo. No, È io vero che vedo- sono scene eccitanti, ma I'm non afraid. credo. È It will andata hurt. male. In che senso? Cristian, But che hai nothing will hurt fatto? more than not trying to save them. Aspetta. Cristian? Saga, aspetta un Cristian, che hai attimo. fatto? Cristian, che hai combinato? Ho fatto... Ecco là, ha seguito il consiglio del Fuffagur. Ecco là. Mandato... No, secondo me c'entra figa, forse? Mandato un messaggio a grande fregna spaziale?
No, Cristian, tu però non No, mi fai questo modo di battute a parlare. parte, dici se è tutto bene o se ci dobbiamo fermare un attimo e che lo sai. Ah, no, Ecco. stava giocando a Blackjack, ok. Vuoi, Cristian, la vuoi finire pure tu? But I Ah, will ok. fight. perfetto. E quindi che cosa? Cristian! E qui si ritorna al punto principale di ogni cosa, andare diritti al punto. Ah, pensavo giocare No, 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 no. Questo è il luogo mentale di Saga. Sì. Noi siamo nella zona oscura. Sì. Per ragionamento, per cosa più ovvia da fare, per uscire, apri la porta ed esci. Apri la porta. Il luogo mentale è tuo, apri la porta ed esci. No, Gabri. Tu soprattutto non ti puoi neanche lontanamente Non, avvicinare ma proprio a queste cose. no. Cioè, The dark No. place tried to trap me here. non ridere, No. Gabri. The only way to leave No. is facing it head on. Wake called it a nightmare. L'unica cosa che vi I need to posso dive into that concedere è se nightmare i vostri and find a genitori way ogni back tanto giocano turista per sempre. Quello ve lo concedo. Che ha vinto un'amica di Ecco una mia qua. amica, l'ha vinto. No, capita, All'animarcia capita. dei suoi morti, dove stanno adesso? Il luogo buio ha provato a usare le mie angosce contro di me. Non mi farò trasformare in una posseduta. Non sono così debole e Logan ha bisogno di me. No. No. Cristian, possiamo evitare di giocare. Perché No. mi fa questo Cristian? Cioè, piuttosto comprati un drink, non lo so, comprati una bottiglia di gin mare, buono. Allora, guarda, come per tutte le cose, pure io ogni tanto con amici o quant'altro la partitina si Io fa. però non credo che lui stia giocando con i suoi amici. Se stai giocando a soldi reali, con mettiti calma. un limite che sia basso. Oh, io non ce la faccio più pure in mano, pure questo ci manca. Non posso fare altro, sono diventato ludopatico a causa di Gianmarco. fatto io? Gianmarco, è colpa tua allora. Ma che c'entro? Gianmarco, tu c'hai le bische clandestine. No. Ecco, questi sono i risultati. No. Roulette no. No, quella no. Gabri, no. Quella no. si gioca una volta nella vita di solito. Quella no. No. E siamo dove prima era Alan. A casa. Ancora, Cristian, io non ti devo niente. The payphone Allora, was ringing. Gianma, non me lo fa sentire. Facci sta assegno di 5.000 euro e risolviamo sta cosa. Non c'ho manco te, ma non ce li ho nemmeno attualmente. I debiti di gioco vanno pagati. Sono scesi giusto l'altro giorno sotto i 5.000 che ho fatto un preordine. Solo quello. Per fortuna non carte Pokémon, che già stiamo partendo ritmo. Poi uno non vuole mettere il dito nella piaga, però ci hai fatto uscire da una porta d'or. Sì. Usciamo fuori, ci appare lui da... E qui invece siamo nel mezzo con Sì. Mr. Door. Allora, il telefono mo dov'è? Di qua. Avevo sviluppato un giochino simile. Che fine ha fatto il progetto? Per Cristian, perché avevi sviluppato un progetto un giochino simile alla roulette russa pure tu? Buckshot Roulette, è bello Buckshot Roulette, con Francesco è stato molto divertente prima che iniziasse a fare il coglione. Il disconosciuto. Ed è la scatola The ending? che abbiamo lasciato prima con Alan. Who is this? Ma non si sa chi chi sta è? parlando. Ok, chi è? Vai, Vai, Cristian. Cristian. E lei chi? E lei chi? E lei vuol dire tutto. Jessie. Ok. Ti sta parlando il fantasma. Cristian, di sto allora lato. no, devo fare i complimenti a Cristian. Allora, io non voglio fare spoiler, però lo sai, mi piace premiare quando qualcuno... Non è Walter White, Gabri. No, non credo. Anche perché era una voce femminile. Allora, dobbiamo fare i complimenti a Cristian. Sì. Cristian. Ah, poi mi devo sgranchire un attimino di prima. Ah, ecco qua. A posto. Cristian, io ti faccio i complimenti, mi fa piacere che da tanto tempo stai seguendo la trama in un certo modo, con piacere, hai detto alcune cose durante le live, te le ho già dette, sei stato un grande, continui ad essere un grande, e su questa risposta soprattutto devo dire la verità che non è facilmente comprensibile, ti dico con orgoglio, non hai capito un cazzo. No. No. La voce è molto riconoscibile, diciamo. No. No, Cristian. Non è Jessie. Non è Jessie.
poi in Alan Wake 3 vedremo che in realtà era Jesse con un camuffatore. No, di no, luce. sì, si viene a sapere qui qual è la voce, non ti preoccupare. C'è una voce sconosciuta che canticchia. Diciamo che anche quando chiamavano Alan sul telefono la voce era familiare. Eccolo qua, lo sceriffo Breaker. Chi? Quantum? Di nome fa Quantum Breaker, è tutto collegato. No, No. What happened to you? How did you end up in the dark place? Gli ho fatto sta battuta perché quando ha detto ho capito pensava mi dava una serie di risposte. Ho detto ma Christian, questo dici fazio, poi mi dai la risposta così. Ho detto, io ho capito che tu vuoi Jesse, No. ma non adesso. No. Snatched away from the morgue by a man named Orland Dorr. Ah, prima che mi dimentico. Allora, Cri, tu lo sai che lui prima o poi finirà Sì. e non ci abbiamo niente. No, Jesse mi manca. allora, Jesse ti manca e ti dico ufficialmente, noi avevamo lasciato Control per passare subito ad Alan Wake 2 e vi ho promesso che tornavamo su Control per completare un paio di cosine. Ultimamente, che poi è successa a gennaio, sta cosa mi sembra dell'accennai pure. È stato aggiunto tramite un aggiornamento gratuito di Control. Mo' io vi dico le frasi ed è quello che c'è nel gioco. In Control è stato rilasciato con un aggiornamento gratuito una nuova missione dove dentro c'è Kojima. Punto. Quindi dobbiamo tornare su Control, dobbiamo tornare da Jesse? Assolutamente sì. Torniamo anche da Ideo. Ideo è un essere paranaturale. Allora io devo capire in che modo Kojima mo entra a far parte qua della magari situazione. qualcuno dell'FBC, un supervisore che arriva e ti dà una Warling Door chi? Ah, papà. Ah no, lei non lo sa, non se lo ricorda. Non dobbiamo cantare sempre This vittoria. whole thing is insane. But he is much more than he seems. Eccolo. Ecco. I need to get to Parliament Tower Plaza. Do you have any idea where it is? This place Allora. is like trying to find your way around in a dream. I've been trying to map it, but it keeps looping, shifting. Like there are many versions stacked on top of each other. Palesemente no, neanche. Neanche Gabri. I tried to follow the steps, but no luck. Ma io non Gabri stasera ti vuole fare bere una continuazione. Ora, io direi, visto che si è aggiunto un modello alla profilazione, sì, possiamo provare a chiedere qualcosa al carissimo signor Dorr. Facciamo un censimento del signor Dorr. Signor Dorr, salve. This is the first time I've seen a page about Warland Dorr. Who is he? Aspetta, The door that stands che c'è, between two Christian? rooms is in both. A door that can lead anywhere is everywhere. Prima la mia teoria. Ok, metti un attimo pausa, vai. Prego. Vadi. Ci illumini d'immenso. Spara una cazzata enorme un'altra volta e lo banno. No. Ah, no, quello è quello che ho sbagliato. Vai tranquillo, dilla pure e poi continuiamo. Tanto siamo ancora in orario, ragazzi, andate tranquilli, ce la prendiamo con tutta tranquillità. Tanto io e lui già l'abbiamo finito. Io ho letto vabbè, Gabri, sì, che vai a dormire. Effettivamente hai preso proprio quello che a Napoli identifichiamo come o cazzo babà anche l'acqua, perché c'è teoria, capire altro. No, proprio cazzo babà anche l'acqua, pigliato. Scusi, in napoletano si dice così. Ho capito, ma Gabri è giovane, non diseducarlo. Diciamo che ho fatto un paragone, se conosce il termine troia dovrebbe conoscere anche il significato quell'altro, quindi non penso che si scandalizza. Ma ora che ci penso, Dorr non sembra essere un nome casuale. Per accedere in un luogo abbiamo bisogno di una porta, Dorr, e se l'accesso per il luogo oscuro fosse proprio lui... Il punto che dicevo prima, dobbiamo capire effettivamente Dorr se è un'entità o una persona che si è trovata invischiata in questa storia e tutto è andato a confluire nel
farlo apparire in questa storia qui, o se in realtà è una manifestazione reale dell'attraversare la presenza oscura. Io credo di no, perché l'abbiamo visto muoversi in più realtà oltre la presenza oscura, l'abbiamo visto in Night Springs, l'abbiamo visto altrove, quindi questa credo di no. Però è un'ottima idea, mi credi, non ci avevo... detto, No, un collegamento simile non ci avevo pensato mai neanche io, quindi vai Christian, quando ti vengono queste cose, continua a dirle tranquillamente. Tanto al limite ti banniamo, quindi il problema non c'è. Gabri, quello è un altro discorso. Anche quello, anche quello. This isn't important right now. I can look into it later. Spostarsi nel luogo buio. The page describes him moving through the door. How can I do that? The dark place has many faces and many names. It is a mirror, reflecting all possible realities. The family of Doors have the power to shift between these realities, here and elsewhere. If I can find a way to navigate through this nightmare, maybe I can find a way to Quindi get la back famiglia home. Dor sa fare queste cose. E nota anche un'altra cosa, Grim. Il tono con cui le ha parlato. Tu ricordi Dor in tutte le volte in cui l'abbiamo visto, che tono aveva di voce e quant'altro? Qui mi sembrava il tono di qualcuno che sta provando a rincuorare un suo familiare. Una voce calda. Quindi chi fa parte della famiglia Dor può passare e cambiare le realtà e muoversi in un certo modo, ok? E noi stiamo cercando di capire come fare questa cosa. Quindi se noi facciamo in automatico questa cosa, se uno va a 2, 2 va a 3, capito? 1, 2 e 3 sono collegati. Can I see that page, Tim? Of course. In fact, it's the page I tried to give you back in the morgue in Bright Falls. La primissima pagina. Now that I think about it, maybe Dor brought me here to keep you from reading it. E infatti ora ti teletrasporterà di nuovo. Questo è il punto dove lui all'inizio è sparito, e da questo indizio che ci sarà scritto l'impossibile qui sopra. Allora aspetta, anche qui se Dor fosse davvero il padre di Saga non potrebbe aiutarla con il caso, o almeno far sì che Saga eviti le ombre che incontra. Allora ricordiamoci quanto abbiamo visto nel DLC. Dor cade in questa zona e diventa un'entità che può muoversi, che è presente e che può muoversi in tutti i vari multiversi contemporaneamente. Forse non riesce ad agganciarsi sulla stessa sintonia dove è presente Saga, mettiamola così, non può aiutarla se non in questo modo. Non è detto che aiutare una persona significa direttamente andare lì, dargli la mano e fargliela prendere. Diciamo che in alcune situazioni, metti una situazione del genere, c'è un attimino da fare delle curve, poi che c'entra il multiverso e quant'altro rende il tutto molto più difficile. Però vediamo che c'era in questa pagina. I need to find the man behind the curtain. Warland Dor walked across the rain-slicked tiles of Caldera Street Plaza. He stopped at the door to the construction yard. A poster for his talk show hung there. He stepped through, willing it to take him to Parliament Tower Plaza. I know what I need to do. The door to Parliament Tower Plaza was at the construction yard. Warland Dor walked across the rain-slicked tiles of Caldera Street Plaza. The rain didn't seem to touch him. He sensed his steps were being observed, documented into the story. He allowed it, this one time for this one reason, to be passed on by his unwilling disciple, to read at the right time. The ocean that was the dark place took the shape of New York City, drawn for the mind of Alan Wake, in part for the writer to navigate his prison, in part to torment him as he struggled to find his way out. Dor was not bound by the rules as Wake was. He came and went as he pleased. For now, Dor entertained the writer's fantasy, for a purpose known only to him. At the edge of the plaza, he stopped at the door to the construction yard. A poster for his talk show hung there, another part of Wake's fiction. He stepped through, willing it to take him to Parliament Tower Plaza.
Porca, questo documento Christian penso ti abbia dato un po' di risposte. Cri, te la stavo tirando con ragionamenti anche sviandoti per poi farti arrivare ad un certo punto. Dor è una creazione di Alan. Tutto quello che sta accadendo a noi nel gioco è quanto ha scritto Alan. Prego, se hai qualche domanda prima che vado avanti, Però diciamo che Dor c'ha una sostanziale differenza su questo. Come dice qua, Dor non era vincolato dalle regole come Wake. Quindi le sue abilità Io ho sempre che può creduto in fare- maniera seria, e lo dico tranquillamente visto che siamo arrivati a questo punto, che come sto cercando di dire pure, come ho detto poco fa, Dor per qualche motivo è rimasto invischiato o con la presenza oscura o con qualche entità, ed è entrato a far parte della storia di Alan come, tra virgolette, ma il gioco ci sta guidando proprio lì tranquillamente. Forse Dor aveva bisogno di un collegamento per allacciarsi a tutta questa situazione. Qua il collegamento migliore è stato quello di, tra virgolette, forse diventare il padre di Saga. Però qua noi abbiamo un'altra risposta per la cosa che stavi dicendo proprio tu, Christian. Lo dice proprio qui nel documento. Lo lasciò fare per un solo motivo: essere tramandato dal suo discepolo involontario per poter essere eletto al momento giusto. Se noi avessimo letto questo documento all'inizio del gioco, noi non avremmo capito un cazzo. Chissà che sarebbe successo più che altro se nel circolo della cosa avessimo letto per primo questo documento. Non avremmo capito un cazzo, Gianma. Non avremmo capito letteralmente un cavolino. Perché noi eravamo ancora con Saga, ti trovi un foglio davanti, Walking Door, Alan Wake, Plaza, che cos'è sta roba? Togliamo da mezzo, chi lo sa. Dor prendendo Breaker in quell'esatto momento col foglio e mettendolo in questo modo, in questo esatto punto, ricordiamoci che nella zona oscura il tempo non è che scorra tranquillamente, mettiamola così. Questo è il suo modo per aiutarla. Ci ha detto esattamente dove dobbiamo andare, ma questo foglio era importante che noi lo leggessimo adesso, perché grazie alla conoscenza che abbiamo, che sappiamo che è un indizio concreto, e sappiamo che è l'unico modo per andare avanti. Quindi è solo grazie a lui se noi siamo qui adesso. Che senza il suo intervento all'inizio... Allora, sta suonando di nuovo il telefono. Io non lo sento dalla mia. Sembrava il suono del telefono. No, errore mio. Ok, allora dobbiamo recuperare innanzitutto gli oggetti, quelli là importanti. Qui è per entrare. No problemi. Christian, dici, penso tu stia scrivendo un bel messaggio, mi sa. Vai tranquillo, aspetto Facci te per sapere. entrare. Allora, noi iniziamo a prendere risorse perché non abbiamo più un cazzo. Vuoi teorizzare, vuoi fare domande, vuoi scrivere quanto sia incredibile il personaggio. Faccio un di giretto, Warring vedo Door? se c'è qualcosa in Sì. giro. Warring Door è il nostro Dottor Doom. Tutti lo No, vogliono. no. Tutti lo vogliono, No. ma nessuno lo merita. Quindi, Chris, se vuoi dirci qualcosa, aspetta un paio di minuti, se no dici quando andare avanti. Ma dacci un ok, vabbè, penso che per non scrivere mo stia scrivendo un Sì, messaggio sì. intero, mi sa. Noi aspettiamo te, non ti preoccupare, Cristiano. Anche perché sono curioso di sentire che dici. Lost. Ma Lost Non la serie. Però c'era il cartellone Night Springs a fianco, può essere Quello che ci Lost sta e bene, Night Springs, sì. Forse Lost è una puntata di Night Springs in realtà. Madonna mia, che brutto tarlo mi hai messo in testa. Sto iniziando ad avere seriamente paura di quello che... Sì, allora, o è caduto Christian, o è una teoria, domanda, dubbio molto grosso. O noi non siamo più in live e non ce ne siamo resi conto. Aspetta, fammi vedere pure questo punto di vista qua. No, noi siamo in live, tutto a posto. Noi siamo in live, non ci sono problemi. Cristian, non ti preoccupare, tu scrivi tutto, ti aspettiamo. Anche che se ti eri allontanato penso ce l'avresti No, ci avvisava. La chat si sta aggiornando. No, è proprio Christian che sta scrivendo. Ok, va bene. Paura, sinceramente.
Mo arriva tutto succa. Solo questo. Lo dice perché in realtà Dor è il padre di Alan Wake. Ma non... Cioè, allora, in realtà potrebbe anche Potrebbe anche perché essere. di solito si salta una generazione quando c'è una relazione fra un caucasico e una persona di Allora, colore. sapevo cosa fare adesso. Eccolo qua. Sapevo come scrivere il finale di Departure e che c'è una luce e che c'è un'oscurità. C'è un senso di colpa e atonement, ma non ricordo cosa significa. Pentimento, credo. Pentimento, Forse. ok. Per bilanciare il tutto c'è bisogno di pagare un prezzo, la cosa che ci ha detto prima. C'è una lunga strada e una lunga notte prima che ritorni la luce. Questo non è un lago, è un oceano. Quindi nulla è davvero reale. Ma poi quando Alan incontrò Dor non mi sembrava felice, ecco. Quindi mi viene da pensare che ci sia un terzo personaggio dietro le quinte. Allora, ti ripeto, il mio punto di vista è che dietro Alan e tutto quello che sta succedendo non è solo il problema Alan Wake è entrato in contatto con la presenza oscura e sta succedendo questo. No, c'è qualcosa che sta accadendo da tanto tempo. Si dovrebbe capire, a prescindere da quella parte di storia di Dor che abbiamo visto nel DLC, ma noi sappiamo che Night Springs l'ha scritto Alan Wake. Niente ci vieta di pensare che tutto quello che stiamo vedendo da Night Springs non faccia parte del blocco di storia che ha scritto Alan per dare coerenza a tutto. La soluzione la potremmo avere se, andando ad esplorare nel passato, così come i Koskela si sono ripetuti nelle varie fasi, se in un'interazione passata appare Dor in qualche modo. Quello sarebbe un dettaglio fondamentale che ci farebbe capire se Dor è qualcuno di concreto che si è trovato nel mezzo o se è completamente opera di Alan. Allora, vai a Parliament Tower Plaza. Qui è cambiato tutto il luogo e tutta la mappa per come ce lo ricordavamo. Siamo in metro. Vabbè. Salve. Allora, noi andiamo avanti. Se è vero che Dor non è il padre di Saga, questi sono alcuni punti in realtà che dobbiamo ancora delucidare per bene. Allora, su ste cose non abbiamo, per come vediamo noi il gioco, poi ripeto, tutto quello che dico, penso e rifletto sulla trama sono miei pensieri fatti con Gianmarco. Non spacciamo tutto questo per la verità universale, anzi, se qualcuno appare e ci dice no, è così perché ci sono risposte ufficiali, a noi va bene, Sì, anche così. Stiamo dimenticando noi un'ovvietà. La storia era lunga, Cristiano, come ti sei reso conto anche tu. Andare in questo momento su internet e vedere la soluzione, la risposta e fare i perfettini poi in live, ma anche no, non fa da noi. Cioè in realtà potrebbe anche essere il padre, se ci pensate Saga potrebbe essere un'invenzione. No, ma questo è stato, questo già il gioco te l'ha confermato, Cri. Rifletti un attimo. Tutti i documenti che abbiamo trovato hanno portato, erano tutte pagine di Departure, dove era scritto quello che poi è accaduto e che ha fatto switchare la realtà e che ha fatto in modo che apparisse sia Saga che l'FBC. Se Alan ha scritto dell'FBC e ha scritto di Saga, solo che il ragionamento che ha avuto Alan è stato: non posso dire adesso arriva sta persona e mi salva. Ha dovuto creare un intreccio di trama per dare coerenza a tutto, perché se non ci fosse stata l'FBC, Saga avrebbe avuto dei problemi. Se non ci fosse stata Saga, l'FBC avrebbe avuto dei problemi. Tutta la storia ha confluito per farli collaborare in qualche modo. Se non fosse stato per l'FBC, alla fine non avremmo potuto sconfiggere quella versione di Graffio Wake, perché tutto era un piano di Alan per tirarsi fuori dalla cazzo di zona buia. Il ragionamento è pure concreto. Cazzo, Zane sta a 40 anni qua dentro, fammi fare le cose in un altro modo. Ed effettivamente anche grazie a lui ha funzionato. Poi ci ha poldato, ci ha fottuto, però non è uscito. No. Non è uscito. Non l'abbiamo visto fuori.
così come è accaduto nel film che abbiamo visto al cinema. Non dico No, facile. Christian, la trama è grossa e piena sì. di cose e di collegamenti. Capita di dimenticarsi alcune cose, non ti preoccupare. Siamo qui per questo. Ma quindi è nato prima l'Alan o prima lo Zane? È nato prima lo Zane. E sì, in realtà- io continuo a dire, perché sto nome è stato fatto durante la trama, il problema non è Alan, il problema non è Zane, il problema forse non è quante altre versioni ci sono state prima. Io continuerò a dire fino alla fine che il problema è il dormiente. La prima persona che è entrata in contatto ed è stata intrappolata dalla presenza oscura ha provato varie fasi, una volta così, una volta con Sam Lake, così come abbiamo visto nel film, una volta con Thomas Zane e adesso ci sta provando con Alan. Tratti di storia comune di questa persona, di vita di questa persona che lui ha riadattato per avere una storia comune e per cercare di abbattere la presenza oscura. Ma quindi è nato prima il dormiente o la presenza oscura? Prima la presenza oscura. Questo è poco ma è sicuro. Ma quindi è nata prima la presenza oscura o prima Whirling Door? No, prima la presenza oscura. Allora, siamo riusciti a ritrovare un attimino la strada. Vabbè. Salve. Siamo Allora, questi noi facciamo i fatti nostri. Ecco qua, c'è il clicker. È un proiettile di luce. How did the clicker get here from Washington? Bello specifico proprio, un proiettile di luce. Allora, La cosa voglio mettere un attimo. Squarcia l'oscurità se non la luce. Ehi. Se ne va, Allora, noi dobbiamo fuggire dal luogo buio. Ma il punto è che io cosa che. No, è questo è stesso il potere dell'entità. Questo è stesso il suo potere. E chi ha creato l'entità? Allora, aglia. Forse Mefistofele. Cazzo, non è l'effettivo, l'origine di tutto il paranaturale, il parasovrannaturale. Sa da concretizzare ancora. Allora, ragazzi, questa mo è una mia. Hai rotto i coglioni. Questo è un mio parere al riguardo, Ora, non ci sono prove di determinate cose, situazioni del genere e quant'altro, però io continuo a pensare da qui a fino a quando sarò sulla Terra che dell'universo, mettiamo così, sovrannaturale o cose un pochino più particolari, noi non sappiamo un cazzo. E certe cose esistono da prima che venissimo alla luce noi, quindi diciamo che per certe entità e per certi concetti il tempo è qualcosa di non regolare, mettiamola così. Allora, una scintilla di luce brillante, difficile da guardare direttamente, ma sembra avere la forma di un proiettile. Interruttore sovrannaturale. Quindi dobbiamo continuare ad andare avanti. Però non ricordo dove. Rispondi al telefono, a posto, era qui. Yes? Hello. You don't know me, but you need to listen. Hold on. How did you know the clicker would Vai be Jesse, vai. This is important. Vai Jesse. Alan's lost. He doesn't have the ending. He needs your help to finish the story. How am I supposed to help him from here? C'ho un problema di ricezione qui in città. I telefoni non prendono. Quindi Jesse. Okay. Sicuro. I'm in the dark place. Wake is in Washington. I could talk to him in overlaps before. My mind place is more powerful than I ever knew. I can try to No, contact non him. piange, che abbiamo fatto una battuta. Non piange. È servita su un piatto d'argento. Dai, Chris. Dai. Alan, we need to talk about the ending. Saga, what is this? Ed è la scena che abbiamo visto anche dal punto di vista di Alan. I've reached out to you like this before. But I understand more about it now. You see visions too. I used to think they were ideas, inspiration, but they're real. Just like this now. I try to use them to make the story come true. So this is coming from both of us.
Maybe that's how we could communicate in the overlaps. We could use this to stop Scratch. First, I need the ending. So there's a Direi anche più di uno, però vabbè. I don't have the ending. It has to be perfect, but I don't have time to figure it out. I don't know what to do. Fuck. I'm so sorry. This whole thing is a fucking mess. I agree. But we can still figure this out. And what exactly does perfect mean? The elements of the ending need to come from the story's pre-existing parts. To make matters worse, this is a horror story. Non è che puoi scrivere un finale a cazzo, no, deve essere tutto coerente. You don't need to tell me this is a horror story. Right. The ending has to fit the genre if it's going to work. Quindi... In a horror story, there are only victims and monsters. There must be a way to bring a hero into the story. If there is a hero, they will ultimately pay a heavy price. I can't let the horror story take Logan and Casey. They were dragged into this. They need to survive. Non-negotiable. Not just them. We need to try to save everyone. I have an idea how to help Casey. He's a real person who I twisted into a character. He isn't my creation, so he isn't a suitable host for the Dark Presence. I can write that into the ending to drive that fucking thing out of him. E questo è un Questa altro già punto. è una buona cosa. Perché l'ha detto una persona normale che io ho fatto entrare nella storia. You can't build a case without supporting evidence. That's the only way to make it stick. Quindi dobbiamo per forza attenerci. Mamma mia, bello. Come vedi il Well, finale? if the ending has to fit the story. This is how I see it. Return is a story about a story that comes true. And I'm a character in this story. Not just a character. The hero. Okay, a hero. In any case, I've been through hell to be here. And this is my life. It feels earned to me that I rise above the story and be there to create the ending. Yes. That's what we're doing. Here, now. We're figuring out the ending I need to write. Sì. Christian, hai da dire qualcosa? Christian, ti ho detto, siamo verso il finale, quindi mo lore, informazioni e quant'altro. Come vedi, con la pala ti stanno arrivando in faccia. Se hai domande, se no io metto il prossimo. Sì, sembra che non ti è venuto qui. Ok. This isn't Scratch's ending. Cioè mi fermo e spingo. Dici, dici. This is our ending. You aren't the only one deciding these things anymore. You're right. I can't do this alone. Every time I write, things only get worse. Magari You beat sarebbe this il thing caso back in di... 2010, Alan. Bei tempi. And here you are doing the same again. You're a hero too. We're in this together. Then let's bring it home. Ragioniamo per tutto quello che abbiamo fatto nel gioco. Il gioco si chiama Alan Wake 2. Noi l'abbiamo iniziato perché dovevamo salvare Alan. Sì. Però effettivamente, soprattutto per come viene svolto il tutto, se Alan nella presenza oscura non avesse messo quel proiettile e il clicker con quello che poi è successo dopo e contemporaneamente l'altro lato della storia, quella di Saga, non avesse portato all'apparizione di Graffio e tutto il resto appresso, noi non saremmo arrivati qui, dove qui è l'unico punto dove effettivamente la presenza oscura crede di aver vinto, ma cambiando il finale della storia, nonostante adesso stia vincendo, Alan è di nuovo nella presenza oscura e sta prendendo possesso di tutto. Saga è bloccata qui dentro e non può uscire. Cambi il finale, hai vinto.
Quindi non è la storia di Alan Wake o la storia di Saga, è sia la storia di Alan che la storia di Saga. E Alan, l'errore che ha fatto in tutto questo periodo, per come aveva impostato lui il tutto, era stato proprio questo, quello di non dare e di considerare Saga come una protagonista che viaggiasse di pari passo come lei, come lui. Però adesso ha capito, perché la cosa migliore di tutte è collaborare. Ecco, pure se allora, se un giorno vi trovate nella presenza oscura o nel luogo buio o in qualunque posto cattivo, collaborate. The ending will have to be dark, no matter what. The more people we save, the greater the cost, and the hero must pay the price. One of the heroes. The scales always need to balance. Fuck it. Let's go with this. Are you sure? There's no time for anything better. Scratch could be here any second. Then that's our ending. I have the clicker. I'll find a way to get it to you. And I'll get the pages down. See you on the other side. Qui non dovrebbe esistere il clicker perché nella realtà, ma visto che la presenza oscura l'ha creato e Alan è riuscito a crearlo in qualche modo e l'ha messo al sicuro, noi adesso abbiamo un altro clicker. I need to retrace my steps back to Caldera Street Plaza. Ehi ragazzi. I arrived in the dark place through the fountain. Maybe I can leave that way too. Torna in piazza attraverso la stazione della metropolitana. No, ragazzi. No, quanti ne siete? No. La stazione della metro era qui. Caldera Plaza is back through the subway. I have to hurry. Oh, c'è un'altra cassettina qui, a posto. Kit grosso, ce lo mettiamo nello slot rapido. Ok, allora. Questo si apre, ok, altre munizioni. Ok, almeno così siamo un attimino coperti. Ok, e fino a qua tutto bene. Noi dobbiamo risalire qui. Ce l'abbiamo fatta. Alan? Saga, I finished it. The ending we talked about. I have the clicker and the bullet of light. Let's do this. I have to be the one to do it. I feel like I've always been on this journey. Okay. It must end here. This darkness. What lies under the surface now. Poi quello, buona sedia. Eccolo. Eccolo. It's shockingly cold. Past the mirror of the surface. And I will see. Casey? The end. Scratch! Now! A white searing light of truth that for a flash pierces the shadows and reveals the hidden horror. And in that moment of silence, the whispered message finally heard. Come on, you motherfucker! Come on! Come on! What if there's nothing waiting to be revealed? The play of shadows fool us all, subterfuge to get our price of admission. Darkness not as a monster, but as emptiness. We're none the wiser
No answers, no truths. The hero turns to look inside, is destroyed by what he sees, and is redeemed. Saga said we're both heroes. I'll pay that price. So will she. We are here to kill the monster. I pray nothing comes after this. Nothing but sleep. This is how we win. Is it too easy? What if this is still the dark place? Another dream to wake up from, always coming back to the beginning. The memory of what came before burned away by this terrible realization. Maybe it's a mercy, forgetting. To know nothing when we loop around, back to the... Ebbene sì, ebbene sì. Il prezzo che paga l'eroe è sacrificarsi per un bene superiore. Sì, Cristiano, quello che stai vedendo è vero, è reale. C'erano un po' di disaccordi tra Alan e la presenza oscura, però poi si sono chiariti, un proiettile di luce in fronte e si risolve tutto. Mo Cristiano è morto, che non credo si aspettava questa cosa qua. Christian, il gioco è finito. Christian, tu hai visto cosa è successo? Hai capito cosa è successo, Christian? Christian, Alan è morto. Sparato in fronte. Il piano era semplice. Il prezzo che pago è quello di prendere l'entità oscura, la presenza oscura, e eliminarla col proiettile di luce. Era l'unico modo, Cri. L'unico. No, difatti quello, per come Remedy, per come Sam Lake e tutto lo studio e chiunque ha lavorato al prodotto, cinema, sì. E ora? Christian, e ora? C'è una scena post credito. Post credito. Ah, perché ce n'è solo. Se è post crediti. Iniziamo a vedere quello e vediamo un attimino che succede, Cri, tu hai capito io per un anno, per 2 anni, cosa ho tenuto dentro? È rimasto con lo stesso argomento di ieri. Come ha finito così ha ricominciato. Cri, tu hai capito fare tutte le live? Hai capito perché ti ho dovuto mettere lo spoiler nella sigla di chiusura e quant'altro? Come potevo dirti e farti capire che Alan Wake veniva sparato e moriva? Non te lo potevo dire, Cri. Tu sai che peso è stato tutto questo tempo tenersi sta cosa dentro e mai farsela uscire? Ma quel bannato di Gianmarco che fine ha fatto? Sta qua. Deficiente. Sta qua. Senti? Pronto? Sto qua. No, Christian, allora non hai capito. Christian, so che è difficile da accettare, però Christian, è successo. Punto. Il gioco è finito. Christian, caput. Coglione. Non a Christian, ovviamente. Christian, non pensare che c'è qualcosa dietro. È finito. Titoli di coda. Fine. Vabbè, piccola post credit. Piccola post credit. Vediamo, magari risorge in qualche modo. No, è Christian. Per il momento questa è la situazione. C'è il DLC di Lake House che dobbiamo fare, ma quello è ambientato prima, non c'entra niente con quanto è accaduto mo. Christian, so che è una cosa dura da buttare giù, però è questo. Io perciò ti sto preparando tutto il discorsetto da tempo. No. A questo punto magari. Con qualche altra forma, sì, che abbiamo visto nel DLC di Night Springs, che si è presentato come il fratello. Magari sì. Allora, lo so che c'è il dramma del distacco e dell'abbandono quando muore qualcuno a cui vogliamo bene, però Christian c'è da...
Beh, ma accettare la verità dei fatti. Colpo in fronte, morto. Proiettile di luce, tra l'altro. Il supremo E difatti colpo. anche mentre parlava si è interrotto all'improvviso e si è accasciato con la testa all'indietro. Christian, cioè, scusa se rido, però io non sapevo davvero come avresti poi preso sta cosa, che è grossa. Però, vediamo un attimino. This part is just for you. After the haunting started, I got in touch with an organization that was still looking into what happened in Bright Falls. I went to their offices and something happened there. After I got home, I could suddenly remember everything. I remembered being trapped inside that lake. A dark ocean with echoes of myself, my fears, my photos. Inside a dark tide of madness, the same events and images looping again and again. And then I saw a light. Your light. You dove in just as I swam out. You never drowned. And you're still there reaching out. That is what the haunting is. I can see you because I've been there too. I chose to come back to the dark place. That is why I put on this exhibition. I had to mislead you, so that I could get you to where you needed to be. The only way out of your loop is destruction or ascension, light or dark. And we've covered the destruction part many times over. And we're getting to the ascension bit by bit. Time means nothing here. You'll still need to go through the loop. But I will keep showing you the images you need to see, the light you need to see, until you're ready. Alan, I think we're getting close. It's not a loop. It's a spiral. Allora, che conferme abbiamo avuto? Innanzitutto quando nel DLC di Control si parlava di questa donna che era entrata negli uffici dell'FBC, noi avevamo sospettato che fosse Alice. Adesso, ufficiale. Ora però c'è un problema. Questo non è un loop, è una spirale. Allora, Cree, le spirali noi le abbiamo viste ovunque. Quello che ha cercato di dirci Alice, che, virgolette, era la voce che ci ha chiamato prima al telefono e ha dato una mano a Saga, tutto sto casino non è un loop singolo che continua a ripetersi in un lago perché è qualcosa di grosso. È una storia che continua a ripetersi a spirale con vari cambiamenti e che sta portando ad un certo punto. Ora, qual è la soluzione? Trovare il modo di uscire risalendo verso l'alto o scendendo nell'epicentro, nel punto principale di tutta la spirale e abbattere il problema alla radice? Questo è l'errore che ha fatto Alan durante tutti questi anni che era bloccato nel loop. Lui credeva che fosse una linea unica che andasse avanti, dove semplicemente ritornava indietro per ripetere quel pezzo, ma era una linea sì continua ma che o scendeva o saliva verso l'alto. Non affronti un problema e non lo risolvi andando verso l'alto e scappando. Esco fuori dalla zona oscura, ok, però questa poi entra nella realtà, so cazzi. No, bisogna andare in profondità. Se ti ricordi nel DLC
vedemmo che c'era una mappa di una spirale dove ci diceva che noi eravamo esattamente al centro. Noi dobbiamo scendere in profondità, continuare a capire la storia su alcuni punti, modificarla per avvicinarci sempre di più all'epicentro e abbattere la presenza oscura una volta per tutte. È l'unico modo con cui si può risolvere tutto questo. Non ci sono alternative, non ci sono cazzi. Poi se volete la festa del cervo tutti i giorni, questo è un altro discorso. Come quella che ha causato la crisi economica del 1917. Più o meno. Quindi Christian, prego. Questo pezzo incredibile ci accompagna. Sto gioco, grafica bella. Allora non posso dire non buggato perché sapete i guai che ho passato. Filmati, belle musiche, bella trama, bei concetti, belle spiegazioni per chi sa capirle. Però il bug che mi ha tenuto un mese bloccato sul finale non glielo perdonerò mai. No, lui non lo sa. Quello non avevamo dubbi che tu non sapessi un cazzo, questa cosa era abbastanza ovvia. E questo è il momento dove Christian, così come Saga, ha capito ad un certo punto di avere tutti gli indizi per potersi liberare dal suo palazzo mentale. Questo è il momento dove Christian dovrebbe ragionare su alcuni indizi che ho disseminato di qua e di là durante tutte le run di Alan Wake 2, stuzzicandolo e ricordandogli alcune cose che io dovevo fare in live e non me ne sono dimenticato, o perché sono uno streamer di merda che dice una cosa e poi non la fa. No, faceva tutto parte del mio piano, perché Christian, c'è una cosa che tu ancora non sai del titolo, non la sai ancora, ma con tutti gli indizi che il gioco ti ha dato fino ad ora ci puoi arrivare. No, non mi dici niente, pezzo di culo. Ah, boh, a me non è tutto il culo, è solo un pezzo. Io gli indizi te li sto dando da quando abbiamo iniziato Alan Wake 2. Ti ho fatto delle promesse su alcune cose. Ti ho detto che avremmo viste cose e queste cose io non te le ho fatte vedere. Allora. Eccolo. Tanto per un gioco come questo, i titoli di coda col cazzo che li schippo. Va messo a schermo e ringraziata ogni singola persona che ha partecipato a questo gioco. Tranne quelli di Sweet Baby. No, guarda, alla fine pure loro, se il risultato finale è stato questo, dai, hanno fatto peggio su alcuni titoli. Quindi fino a quando, come abbiamo detto prima, i punti possono essere un paio, poi se hanno cambiato no qualcosa a livello di trama per renderla in questo modo qua, diciamo è andata come è andata, il titolo così a noi piace, poi c'è a chi non piace perché, come abbiamo detto prima, è deficiente, poi sarà una cosa sua, noi ci abbiamo giocato e tanti saluti. Grazie ai traduttori italiani. Grande Marco Divotto, mio fratello, Marco Divotto. Sono persone italiane, credo, dai nomi e dai cognomi, e fanno parte del coordinamento del team generale dell'audio. Ma gli italiani sono ovunque. Mi avevi promesso che incontravamo Dylan, non ti ho mai promesso questa cosa, ricordi male. Capivo perché Jesse era lì, 3 scoprivo altre cose che non ricordo. Allora no, non sono questi i punti, Cri. Non sono questi. Infatti Dylan, chi ti ha mai promesso un pazzo che tu l'avresti visto? Non so dove te lo stai immaginando. Tu pure questo vuoi. Poi Respect Control 2. L'unico punto dove sarebbe potuto uscire è nel DLC dove utilizziamo Jesse,
Ma Cri, alla fine c'è pure quella questione da capire. Se cambiano gli elementi, ma gli argomenti sono sempre gli stessi tra le varie realtà, cosa significa quel sorella-fratello dove Jessie è la sorella e Alan è il fratello? Palese colpa di Jammox. Vero. Come sempre, come soluzione chiave per tutto. Purtroppo succede spesso per colpa mia. Capita. Sbaglio e devo fare. No, sono andato più nello specifico su alcuni punti mentre parlavamo del gioco, soprattutto alle fasi iniziali. Ho detto che avremmo fatto delle cose, io se uso una parola tu capisci tutto subito e sto cercando di non utilizzarla. No, là in realtà io non c'entravo un cazzo. Quello di ieri sera non è stato colpa mia. Infatti, Allora ammetto le mie colpe la tranquillamente. prima volta non ti avevo detto niente. Anzi, lui ha pure provato a difenderti, sarò sincero. Stronzo. Se proprio dobbiamo dirla tutta è andata così. Beh, tutta una sorta di multiverso in cui i ruoli cambiano e cambiano le storie. Sì, vorrei capire. Però noi non ti abbiamo detto che si sarebbe visto di là. Posso dire, non ho capito perché. Perché Enzo aveva detto un cazzo per un altro. Quindi. Avevo letto male la tua battuta e avevo intuito come se tu mi avessi detto mi sponano in home, come se ti sponassero a casa tua. E l'avevo presa come una battuta divertente ma idiota, ma del cazzo. Quindi ho detto no, lo devo bloccare un attimino. Non avevo capito che ti riferissi alla home di YouTube. Quando l'ho capito ti ho mandato il messaggio, ho detto ti devo qualcosa in qualche modo. Vive il culo, quello a prescindere. Vero. Ora non so cosa c'entra qua questo. Time out del culo? Potrebbe essere. È la vecchiaia che avanza. Quindi Christian caro, allora noi per stasera abbiamo finito ma restiamo ancora in live. Avrò capito male perché è lui che ha incontrato Thor nel luogo oscuro, quindi speravo di ottenere delle info preziose da lui. No, diciamo che quello è un teaser a lungo andare su Alan Wake 2, è stato, mettiamola così. No, non c'è Dylan, non c'è Dylan, che l'unica volta dove abbiamo visto Jesse è comunque nel DLC. Signor Setti è stato un po' occupato in questo periodo, un pochino pieno da alcune cose, però ci stiamo sentendo ed è tutto abbastanza a posto, mettiamola così. Fatemi lavorare il settone, si fa le sue cose, belle e tranquille, poi ne godiamo tutti, ragazzi. Invece cosa ha scoperto? Alice finge il suicidio per accedere al luogo oscuro per aiutare Alan. Quindi diciamo che di base tutto quello che è accaduto in Alan Wake 1, dove moglie entro io al posto tuo per salvarti, pam! Allora mi sembra che quella ci sia già stata, però non vi preoccupate che avremo modo di vedere qualcosa del settozzo, non vi preoccupate. Diamogli il giusto tempo di lavorare e di organizzarsi con le cose. Guarda quanti cazzo di indiani. Non ho visto per che cosa però. Ah, ok. Io piccola comunicazione che do per il canale. Facciamo live solo domani sera. Poi parto per un 5-6 giorni e torno martedì prossimo. Vabbè, io mercoledì comunque non c'ero perché abbiamo la sessione di D&D. Quindi a prescindere è stato perfetto così. Quindi riprendiamo da martedì prossimo. Cerco di mettere un pochettino a posto la programmazione e vedere un attimino come muoverci sul cosa fare. Anche perché le ferie me le sono fatte io, magari un pochettino se ne può fare anche lo streamer. No, io da giovedì ti posso dare il portatile, la password, il microfono, webcam. Da giovedì sto giocando all'Ossa sulla side, non voglio sapere un cazzo di nessuno. Di certo quello che vi posso dire, io torno il giorno 2, di sicuro il giorno 4, non tutta la serata, ma vedo di venire in live un pochino prima e mettermi anche nel pomeriggio se possibile. Ragazzi, c'è
c'è lui, finalmente esce Silksong. Eppure Ma sul sei Game sicuro? Pass. Allora, senti, è stato confermato settimana scorsa, ma a meno che non Ma salta. sicuro? Per piacere. Per piacere, io quello volevo. Ora esplodono gli studi di produzione. Domani mattina gli danno fuoco. Sì, esiste, c'ha pure una data il 4 settembre. Purtroppo Il 4 esiste. settembre. 27 anni per un Ah, studio ragazzi, del aspetta, gioco. mi sono ricordato una cosa, avevo fatto una promessa a mio fratello e me ne sono dimenticato. Allora, vi avevo già detto che lui scrive per una rivista online e quant'altro, mo va un attimino con... Difatti, quando è entrato in stanza l'altro giorno mi ha chiesto se potevo fare sta cosa, la mia risposta spontanea e sincera è stata: mi stai prendendo per il culo? Allora, vi metto questo link in live. Se dovete prendere qualcosa da Amazon, se usate questo link aiutate la pagina dove sta lavorando mio fratello e questi ragazzi per portare un po' di sana cultura e notizie videoludiche fatte in un certo modo. E non marchettate, soprattutto. E non marchettate. Diciamo le cose come stanno. Poi gli ho detto che come il referral glielo do che so, perché gli ho detto: Giuseppe, lo vuoi il link di Amazon? Stai pigliando culo. Ma com'è possibile? Ma Quindi scusi. se dovete prendere qualcosa in sto periodo, se usate sto link, fate una cosa buona. E aiutate della gente che non E alle prime 50 telefonate, no, un calzino usato di mano. non c'è nessun Lascia calzino fare, c'è usato. mercato, me li hanno chiesti. Ma Lascia non fare. per me, non vi darò i miei calzini. È normale che... Sì, credo di sì. Questo è il link che mi è passato, ma di base entra già col tag questo qui del codice. Voi segnate eventualmente questo codice qui. Magari all'uscita, casomai vedete, ecco, voi provate prima dal link. Se vedete che poi andando a pagare non vi applica uno sconto o quant'altro, provate a mettere questo come codice sconto. Io comunque glielo chiedo e poi vi faccio sapere. Allora, velocizziamo giusto un Non è che è pochino. un malware. No, No, ragazzi, è Ha Amazon.it. senso che è un malware. Dai, ragazzi. Ma poi scusate, voi venite qua, ci fate compagnia, noi vi mandiamo i malware così poi non venite più, cioè, scusatevi. Vero che a noi piace essere pochi, tanti, medi, quanti ne siamo, non c'è problema. Però se vi devo mandare un virus, che cazzo sto aperto a fare, ragazzi? Perdonatemi. Cioè, non ha senso, ragazzi. Già mai manderò un malware. Ma perché? Cristian, ma tu che vuoi? Va bene, Cristian, poi Enzo non gli dire più niente. No, io una cosa poi gliela devo dire. No, mo non gliela diciamo più. Punizione. Cristian in castigo. Non Allora, lo so. vediamo come adattarla come punizione questa cosa. Aspetta. Un razzo, lo mandiamo insieme. Ragazzi, a parte il fatto che mi potete mandare un calcio, al massimo lo mandate Enzo. A me difficilmente potete farmi qualcosa. Ma ti ho in questo detto, se vuoi sta settimana ti do il computer, ti do le password. Non voglio. Vabbè. Voglio Oh, ragazzi, giocare. ci ho provato. Probabilmente sarei rimasto anche a casa qualche sera per nettare. Quindi... Allora, sono finiti. Il viaggio attraverso la notte continua. Perdonate se l'ho saltato. mi ricordavo. A posto. No, non mi sembra faccia così. No. Questi sono i titoli di coda del DLC. Cosa di Vabbè, ha fatto una clip, va bene, non c'è problema. Io comunque consiglio Christian di rimanere. Ecco, faccio tipo su l'Enigmista 2. Christian, ti conviene arrivare e di aspettare fino alla fine della live di Alan Wake. Io ti do questo consiglio. Se devi scappare, cioè, Poi se te ne vuoi andare, però io ti consiglio di aspettare. Ti consiglio un attimino di aspettare. È la fretta, perché uno deve andare di fretta? Aspetta un attimo. Cri, mettiamola così. Come ho detto prima, il fatto di Control, che è stata aggiunta una cosa.
in Control. La campofina in live. Non è ancora finito il blocco. Ah no, quella là non mi carica l'MP3, non capisco per quale motivo. Dobbiamo risolvere anche questo. Quello la cosa, sai qual è? Aggiusto da un lato, non muove il resto, si bloccano altri cazzi. Filippo Tarpini ha programmato il gameplay. Grande Filippo. Un fratello. Filippo, ti potevi accertare che alla fine si poteva parlare con Estevez senza bug, per quello è piacere? il gameplay, non è il codice. Grazie a quello. Faccio del mio meglio, dopotutto ormai sono anche attore. Ricordo quando l'anno scorso al villaggio feci mettere sta canzone mentre c'erano i villeggianti e quant'altro. Sì. Bello questo qua il video artist. Tu Allora, velocizziamo un attimino questi qua. Ok, come canzoncina questa qua, no vabbè, comunque battute a parte, tutte le canzoni della soundtrack sono comunque disponibili su Deezer, ci sono i canali ufficiali con le canzoni, io ogni tanto me le metto con piacere sotto. Allora, memoria di James McCaffrey. No, purtroppo non ricordo più. Questi forse sono dei... Questo è il sono i titoli di coda di Lake House, allora, che schippo velocemente così. Non si sa mai. Questo ce l'abbiamo ancora da fare. Questo ce l'abbiamo ancora da fare. No, allora, è perché sono 3 blocchi, il gioco principale, la prima serie di DLC su Night Springs e poi il DLC di Lake House. Quindi ci sta. Visto che è stato integrato tutto nel gioco principale, è giusto che alla fine comunque appaiano i titoli di coda. Noi solo Lake House abbiamo skippato per motivi che dovevi vedere prima il finale, Chris. Sì. Poi si fa molto italiano, sì. Devo dire la verità, complimenti. Ma io lo posso raccontare l'aneddoto di Ubisoft che ho avuto quest'estate? Allora, lo dobbiamo fare in un certo modo. Aspetta un attimo, che mo dobbiamo vedere un attimo se succede qualcosa. Vabbè, manda a fare così. Allora, una dissoluzione. Allora, mettiamola così. Come glielo dico mo? Quello mo muore, mo schiatta. Tu innanzitutto sei pronto, che mo ci devi dire tu, se non sei pronto. Allora, Cri, ti voglio mettere davanti ad una scelta, che non è una scelta. Tu mo adesso stai leggendo nel menu principale un nome, l'ultima bozza. Allora, Cri, mettiamola così. Noi alla fine abbiamo capito che è una spirale. Abbiamo capito che cambiando alcune parti della storia, anche Alice l'ha detto alla fine, Alan, ci stiamo avvicinando. Prima te la butto così. Ma se adesso ci rigiochiamo tutto Alan Wake 2 dall'inizio e magari con questa modalità ci sono delle scene aggiuntive e delle cose nuove? Quindi ti annuncio ufficialmente che dobbiamo ricominciare Alan Wake 2 dall'inizio in questa modalità per avere il vero finale. Aspetta che muore in 3, 2, 1. E qui c'è roba pesantissima sotto. Sì, Christian. Già. Sì, Christian. Sì. Culo, ecco. Questa è una modalità che è stata aggiunta dopo l'uscita del titolo. Noi rifaremo il gioco dall'inizio, ma ci saranno frasi, oggetti, cose, cutscene e altro. Ci sarà una scena che tu vedrai che quando vedemmo io e Gianmarco, porca la puttana. E questa è una cosa che noi sapevamo da tempo e su cui ti stavamo amabilmente perculando. Io tante volte ti ho detto, noi dobbiamo esplorare la mappa, dobbiamo vedere ogni singolo punto.
Quante volte ti ho detto non ho preso tutti i potenziamenti, mannaggia, devo esplorare la mappa, ma non lo faccio adesso. Quello che abbiamo visto è un tentativo di Alan, ma noi adesso abbiamo delle conoscenze, Cree. Alan ha delle conoscenze. Perché non sfruttiamo queste cose al meglio per cercare di farne qualcosa di buono? No, Christian, è tutto il gioco dall'inizio fino alla fine con delle aggiunte. E poi c'è il DLC. E poi c'è anche il DLC. Pensa, Christian, quanto ancora puoi godere. Per questo Pensa ti si un po'. prendeva spesso per il culo, Cri, guarda che mo' è finito, non c'è più niente da fare. No, dobbiamo rifare tutto il gioco da capo, Cri. Ovviamente le cose uguali andremo un po' più veloci, andremo Sì, ai alcune cose sono più marcate e si notano facilmente. Io per sicurezza mi preparo un elenco di posti dove c'è qualcosa di importante, proprio dove dobbiamo andare a colpo sicuro, e ce li andiamo a vedere tutti, per quanto possibile, uno per uno. Sì, tu credevi che stasera finisce Alan Wake, in realtà, Cree, noi abbiamo fatto una sorta di introduzione. Diciamo che noi dobbiamo vedere Alan Wake 2 adesso, con tutto quello che abbiamo scoperto, i cambi che ci sono e tutto quello che accadrà. Abbiamo fatto una run di prova, ora andiamo con la run seria. E io sono 2 anni che dovevo arrivare a questo momento. Aspetta. È vero. Ah. Quindi ci prepariamo al nostro quarto walkthrough di Alan Wake 2. Io non ce la faccio. Il piano è perfettamente riuscito. Allora, noi la prossima volta innanzitutto ci facciamo prima il DLC di Lake House. Se no ti intossichiamo poi. Visto che dobbiamo capire l'ultima bozza, dobbiamo capire prima di Alan Wake 2 nella Lake House che cosa stava accadendo. Che comunque stavano facendo esperimenti con la zona oscura, quindi esatto. Esatto, Cree, esatto. Questo Quindi è stato il primo capitolo. siamo stati bravi a non riuscire a farti capire niente e sapere niente di sta cosa. Perdona se ti abbiamo un pochettino perculato, perché piccolo spoiler, ma sai quante risate ci siamo fatti e Gianmarco ogni volta che staccavamo una live di Alan Wake? E mo come facciamo con Christian quando gli diciamo che dobbiamo ricominciare il gioco da capo? Ci siamo fatti con amore e con affetto delle grosse risate alle tue spalle, però per arrivare a un punto e a un momento che spero ti farà piacere. Rifare di nuovo la battaglia finale con Graffio. Oh, no, però ma adesso ci andremo diversamente. Sì. Con affetto e Con simpatia. con affetto e simpatia, sì. Buongiorno pescheria. Non dico finora abbiamo scherzato per quanto riguarda Alan Wake 2, Cree. Se finora hai appizzato le orecchie in un certo modo, adesso le devi appizzare molto di più, e ti assicuro, e Gianmarco lo sa, se finora a livello di trama e di cose ci sono state delle bombe, Christian, tu non hai la minima idea di quello che succederà adesso. Tu dirai, ma l'altra volta era... No, Cree, no, lascia stare l'altra volta. L'anno prossimo, perché Alan Wake 2 Run 2 avverrà a gennaio 2026. Sì. Non c'è Dylan, Madonna, questo Dylan. Tu fissato questo Dylan. Cerchiamo Dylan nei menu, vediamo nel menu estetica. Non c'è Dylan. Non c'è Dylan. Vediamo nel menu espansioni. Nightspring, tu vedi Dylan? No. Lake House, tu vedi Dylan? No. Ok. Nuova partita, vedi Dylan? No, non l'abbiamo visto. L'ultima bozza, no, questo te lo dico sicuro. Allora, questa è la pura verità. L'ultima bozza non c'è Dylan. Non ti aspetta niente di Dylan. Al momento non è vitale per ora. Non serve al momento. Aspettiamo Control 2 per questo. Non ti preoccupare. Ci pensi Control. È un punto importante, per questo mi permetto di farti uno spoiler. Non pensare che nell'ultima bozza vediamo Dylan. Non c'è.
questo te lo posso confermare. Collegamenti con l'FBC e con Control e quindi con Jesse li abbiamo avuti. Credo più, questo è un piccolo punto mio, che in Control 2 vedremo in base a quello che succederà nell'ultima bozza qualcosa relativo ad Alan Wake, che poi andrà ad influire in un molto auspicabile Alan Wake 3. Sì. Esatto, grazie Chris. Brevemente. Quindi no, ti dico, nell'ultima bozza e quant'altro non c'è deal. Proprio al 101%. Allora, io direi, noi per stasera penso che abbiamo reso felice e contento un giovane ragazzo del Missouri. So perché mi è venuto il Missouri in testa, però va bene così. Vabbè. Quindi, ragazzuoli belli, allora, domani vediamo un attimino cosa fare, facciamo una seratina semplice e tranquilla. Io invito anche Christian, soprattutto verso quest'ora o durante le serate, iniziamo a portare pure qualche video reaction e facciamo qualcosina, sia di divertente che di serio. Se ti vuoi a unire a noi, ci farebbe molto piacere. Quello, se avessi seguito le nostre serie, adesso allora la sapresti. Quello, ma devo fare lo streamer che pensa ai soldi alle visualizzazioni. Vatti a recuperare tutte le live precedenti e ti recuperi la storia. Oppure ci sono anche dei video su YouTube. Attenzione però che ci sono spoiler sull'ultima bozza. Attenti. Attenzione. Quindi noi abbiamo finito. Noi ci vediamo domani, vediamo un attimino cosa fare e poi vediamo settimana prossima. Cristian, poi io e te ci sentiamo e vediamo per settimana prossima come fare. Ci facciamo il caos. Ricominciamo l'ultima bozza, però mi preparo un road io, così andiamo un pochettino più spediti e andiamo direttamente ai punti di quello che dobbiamo fare. Cristian, abbiamo Alan Wake 2 da fare di nuovo. Sei contento di questa cosa? Non la faccio un cazzo. Gianmarco, non c'è uscito niente. Non c'è uscito niente. Non sarebbero problemi. Quelli, ma tu non fai un cazzo, no? Dalla mattina alla sera. No, lascialo stare che l'ho bannato pure per non senza sta niente. manco a scuola, no? Quello, ma che rompi coglioni, vieni prima, minchione. Allora, Cri, io il consiglio che ti posso dare, se vuoi rivederti qualche scena finale del gioco tramite la live o qualche walkthrough o qualunque altra cosa, vedila pure tranquillamente. Stai attento ad andarti a cercare determinate cose su internet. Io ti consiglio il divieto che ti ho dato di cercare le cose su internet allo stato attuale. Stai ancora lontano da internet, perché puoi aprire una pagina per un'altra e trovarti già il finale dell'ultima bozza o quant'altro e ti rovini belle cose. Quindi fai attenzione. Quindi fai aumentare le visualizzazioni a noi o in qualche modo leggi con attenzione. Allora, noi adesso stacchiamo, noi ci vediamo domani sera, quindi nel frattempo buonanotte a tutti. Mi raccomando, la droga si compra solo nei negozi autorizzati. Qui in Italia non ci sono, in altri paesi sì. Ragazzuoli belli, buonanotte, a domani. Ciao belli.